Buon pomeriggio a tutti, scusate per il ritardo, insomma, accettabile. Io sono Pietro Farina, il direttore dell'organismo associativo regionale del Veneto di ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che organizza questo convegno. Siamo molto lieti che questa nostra iniziativa abbia trovato così tanto interesse, dato che gli iscritti tra presenti e collegati a distanza siete oltre 400. Ringraziamo gli ordini degli architetti e degli ingegneri e il Collegio dei Geometri di Padova per aver contribuito fattivamente all'organizzazione. Ringraziamo CQOP SOA per aver sponsorizzato l'evento. Ringraziamo tutte le associazioni territoriali di ANCE del Veneto per aver promosso questo convegno verso le imprese associate. Ringraziamo l'ANCI del Veneto. Ci è appena giunta la notizia che il suo presidente Mario Conte, che doveva essere presente oggi tra i relatori, purtroppo è stato diciamo, bloccato da un impegno istituzionale e non potrà partecipare. Però sia ANCI Veneto, l'Associazione dei Comuni, che la Regione del Veneto si sono molto prodigate nel promuovere questa iniziativa e questo evento presso tutte le stazioni appaltanti della regione. Ringraziamo i prestigiosi relatori per aver accolto il nostro invito. Li citerò in ordine di apparizione, a parte il nostro presidente. Poi, dopo il nostro presidente, ci sarà Luigi Schiavo, vicepresidente di ANCE Nazionale con delega ai lavori pubblici, Monica Grosselle, presidente di ANCE Padova, Paola Malabaila, presidente del Consiglio delle Regioni di ANCE Nazionale, che si collegherà a distanza, Marco Dorigo, direttore lavori pubblici ed edilizia della Regione Veneto, Alfredo Biagini, avvocato specializzato in diritto amministrativo con specifico riferimento alla materia della contrattualistica pubblica. Per quanto riguarda la vicepresidente della Giunta regionale Elisa De Berti, con la quale abbiamo organizzato questo convegno e concordato anche la data, è impegnata in Consiglio regionale, farà di tutto per raggiungerci, ma è molto probabile che questo non accadrà purtroppo. Per quanto riguarda Francesca Ottavi, che è presente anche nel programma, è impegnata in audizione in Senato e interverrà come ultima relatrice o in alternativa il suo intervento sarà svolto da Matteo Candidi della Direzione Legislazione e Opere Pubbliche di ANCI Nazionale, che ringraziamo in ogni caso sin d'ora per la disponibilità. Un ringraziamento particolare va ai colleghi della struttura di ANCE Veneto per l'impegno e la professionalità che hanno profuso anche per l'organizzazione di questo evento. Ringraziamo la struttura del Centro Congressi dell'Hotel e gli altri esterni che assistono audio e video per la professionalità e per la collaborazione. Quello del prezioso regionale è evidentemente un tema sempre attuale, in continua evoluzione, insomma, come si suol dire, un tema caldo, un tema che si intreccia con altre questioni di più ampia portata. Per questo motivo avremo alcuni interventi che ci aiuteranno a comprendere il quadro e l'evoluzione anche nazionale. Per quanto mi riguarda, mi limito a fornire alcune indicazioni strettamente organizzative. Per le domande preferiamo attendere il termine di tutti gli interventi dei relatori per poi dare a tutti la possibilità di porre quesiti. Preferiamo quindi sacrificare in parte l'interazione immediata a beneficio dell'economia dei tempi di questo convegno. Chi è presente in sala potrà chiedere di intervenire, ripeto, al termine, che abbiamo la possibilità di fornire un microfono mobile. Collegato a distanza potrà scrivere domande in chat o utilizzare la sezione domande e risposte e sarà nostra cura rivolgerle ai relatori. Contiamo di concludere con tutti gli interventi in programma entro le 17:15 al massimo per lasciare spazio alle domande e a richieste di approfondimento. La registrazione del convegno sarà disponibile entro qualche giorno e ne daremo notizia nel nostro sito istituzionale e nella nostra pagina LinkedIn di Ance Veneto, così come i materiali che saranno messi a disposizione dei relatori. Passo quindi la parola al presidente dell'Associazione regionale dei costruttori edili del Veneto, Alessandro Gerotto, per l'intervento introduttivo. Grazie a tutti. Quando sono stato votato ho portato due temi fondamentali per me. Il primo era il preziario regionale, quindi l'aggiornamento costante del preziario, e il secondo era l'attivazione finalmente all'interno della Regione Veneto delle notifiche preliminari. Se sul primo siamo a buon punto e stiamo lavorando sodo con la Regione, sul secondo abbiamo qualche passo ancora che è rallentato e probabilmente saremo attivi nei prossimi mesi.
Quello che volevo raccontarvi oggi è proprio trasmettervi la passione con la quale ci siamo impegnati, strutturando prima di tutto Ance Veneto con un ingegnere, con una sorta di studio del settore delle costruzioni, proprio per dare la risposta agli associati che mi chiedevano: Alessandro, dobbiamo lavorare per essere pagati nella maniera corretta, perché lo ripete soprattutto l'ultimo codice dei contratti, che la fiducia nei confronti delle imprese deve essere la prima cosa che deve essere rispettata, e non c'è cosa migliore di partire da un progetto pagato nella maniera corretta. È chiaro che dobbiamo essere anche forti, e qui abbiamo i rappresentanti degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, a impegnarci a fare dei progetti fatti bene, che arrivino fino al bullone. Adesso abbiamo delle sfide davanti che passano dal BIM, che vanno verso il CAM, e quindi dobbiamo cercare di aggiornarci, dobbiamo cercare di essere più precisi nelle progettazioni, e ancora una volta i prezzi devono essere corretti all'interno di quelli che sono i nostri capitolati. Ben venga oggi la presenza della Regione, tramite il funzionario Marco Dorigo, che ringrazio. Il lavoro fatto con la Regione è stato importante negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Stiamo già lavorando alla fase finale del prossimo preziario 2025. Voi già sapete le battaglie che sto portando avanti anche dal punto di vista giornalistico, per cercare di difendere quelle che per noi è la cosa più odiosa del preziario, che ovviamente è la forchetta del più o meno 20. Ma la Regione si sta sforzando tanto per andare a spiegare questa scelta sostanzialmente politica, come deve essere applicato dal gruppo, dai validatori, e come deve essere accettato. Vedete, il rapporto con la politica molte volte è sempre un andirivieni e una sorta di danza che bisogna affrontare. La nostra assessora uscente oggi non può essere qui e se ne dispiace. Probabilmente dopo il funzionale lo ripeterà. Con Elisa De Berti abbiamo un rapporto diretto, anche molto schietto, e la mia funzione è di portare le vostre ragioni direttamente alla politica. Non è semplice, soprattutto quando, per esempio, dobbiamo parlare delle nostre spese generali, che all'interno delle nostre analisi, perché noi abbiamo lavorato tanto sulle analisi prezzi, sono ancora ferme al 15%, ma vedete bene, all'interno dei nostri bilanci, del conto economico e del patrimoniale, abbiamo la problematica che abbiamo dei costi fissi che stanno aumentando continuamente. Anche la decisione di aumentare l'IRA adesso mi provoca un problema enorme, perché mi va a aumentare i costi, e ancora una volta io devo portare alla regione la giustificazione perché questi costi devono essere capiti. Le spese generali devono essere aumentate, devono andare verso il 20%. Va bene la regione a dire che è una battaglia che dobbiamo portare nel nazionale, e qui infatti invito poi il presidente Schiavo a darci il punto di vista del MIT a proposito. Per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo in Veneto, noi siamo una regione che ha portato tutte le analisi prezzi per più di 9.000 voci. Credetemi, siamo veramente una regione che ha lavorato tanto. Siamo il punto di svolta, soprattutto anche per le altre regioni, e ce lo dirà anche la nostra vicepresidente Malabaila. È interessante capire come l'applicazione, e soprattutto di questo preziario nei tagli lineari, è una cosa che noi combatteremo andando ad impugnare tutte le gare che presenteranno. I tagli lineari, come la scorsa settimana, non fanno riferimenti diretti, perché lascerò alle vostre domande poi questo tipo di interventi, perché oggi è un incontro direttamente con voi per spiegare a che punto siamo a livello nazionale con i nostri vicepresidenti, a che punto siamo con il nostro lavoro regionale, e soprattutto voglio chiedere a voi, ancora aziende, che cosa volete che Ance Veneto faccia per rappresentarvi nel migliore dei modi. Ora lascio la parola
al nostro vicepresidente Schiavo, no? E poi alla nostra presidente Monica Grosselle. Grazie. Beh, innanzitutto sono anche orgoglioso di essere veneto perché il Preziario Veneto ha fatto storia in Italia, vero Marco? Quindi l'abbiamo anche esportato in altre regioni. È stato fatto un lavoro veramente egregio, soprattutto per quanto riguarda le analisi dei prezzi. Quindi una cosa certosina, ringrazio l'ingegnere Masciagaino che ha collaborato con Ance Veneto per la redazione, in parte, oltre ovviamente alla regione. Quindi diciamo che il preziario regionale Veneto ha fatto scuola. Avevamo cercato di esportare insieme con la presidente Paola Malabaila nella conferenza delle regioni il modello Veneto in modo da uniformare perlomeno nella gran parte delle schede di analisi, il prontuario, noi lo chiamavamo il prontuario dei preziari, abbiamo fatto l'impossibile, c'è un po' di chiusura e spero che ci sia nei prossimi mesi un po' di presa di coscienza che forse lavorare correttamente anche per dare risposta ai tre macro temi che riguardano il codice dei contratti, che sono la fiducia, il risultato e il mercato. Quindi se io devo perseguire il risultato, devo avere la fiducia deve essere reciproca anche nella redazione dei preziari. I preziari andrebbero, cioè i lavori dovrebbero essere aggiornati, i prezzi dei lavori dovrebbero essere aggiornati sui prezzi correnti, ancorché il preziario ha validità annuale. E quello che noi abbiamo cercato di spingere è di mettere in gara il lavoro, il progetto entro 3 mesi. Quindi vuol dire essere coerenti con il reale andamento del mercato. E, noi siamo partiti poi arrivo alla revisione prezzi. Noi siamo partiti dal decreto aiuti che è stato fondamentale per la sopravvivenza dei cantieri, non delle imprese, ma dei cantieri. Il decreto aiuti è stato via via finanziato, hanno cambiato vari nomi. Stiamo in questi giorni, è pronto un emendamento che andrà nella prossima finanziaria per ribadire un decreto aiuti che valga anche per il 2025. Non è finanziato in toto di quello che noi avevamo stimato, però perlomeno ci dovrebbe essere la posta. Dopo sappiamo bene che magari essendoci la posta, con variazione di bilancio può essere rifinanziato, quindi voglio tranquillizzare anche gli amici imprenditori che sono qui. Siamo giunti alla revisione prezzi a seguito appunto della disgrazia, chiamiamola così, dell'aumento sconsiderato dei prezzi negli ultimi anni. La revisione prezzi, che io lo chiamo più un riequilibrio contrattuale, è stata varata nel codice dei contratti, con alcune criticità, a nostro avviso, che noi stiamo segnalando anche in questi giorni, vale a dire che se i prezzi, una volta individuati, subiscono degli aumenti superiori al 5%, viene riconosciuta all'impresa l'80%. La discussione che purtroppo è la discussione che è emersa, che sta emergendo in questi giorni, in cui anche stamattina eravamo al Meet a discutere, è sul tema di dove applicare e quindi si applica l'aumento sulla percentuale superiore al 5%. Quindi vuol dire che se i lavori aumentano del 6%, il 5% è alia, l'1% dell'1% ti riconoscono l'aumento dell'80%. Questa è una posizione politica, molto probabilmente non riusciremo a scardinarla. Proprio notizia di mezz'ora fa che abbiamo concluso l'audizione al MIT. Contiamo di riuscire però, c'è stata un'apertura apertura sulle soglie, quindi può darsi che le soglie cambino. Qui lo dico, però vedremo anche se arriveremo a punto.
Quindi ben venga la revisione prezzi per l'equilibrio contrattuale e a nostro avviso l'altro grosso scoglio è il tempo, il T0, quello che noi chiamiamo il T0, cioè da quando fa partire la revisione prezzi, noi siamo fermi e abbastanza inflessibili sul fatto che il T0 dovrebbe essere il, ehm, il momento dell'offerta. La- Diciamo che il Ministero ha un'altra visione e vede che il T0 dovrebbe partire dal momento dell'aggiudicazione, quindi del provvedimento di aggiudicazione. Questo tutti noi sappiamo che per effetto di ricorsi, sospensioni o varie motivazioni può scivolare in là nel tempo. Stamattina mi diceva prima la Francesca Ottavi, che è la mia dirigente, stamattina c'è stata c'è stato un collegamento tra il, il responsabile del legislativo del Ministero, un'apertura e sugli allegati, sulla base della tipologia di gara, ci sono dei tempi in cui devono essere aggiudicati e quindi probabilmente si legherà a quei tempi. Noi non siamo granché favorevoli, ma insomma questo è il tema del T0. La revisione prezzi verrà applicata, sono 6 mesi che stiamo lavorando con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con un tavolo per individuare delle tipologie dei toll, tipologie omogenee di lavorazioni. Ne abbiamo individuati 21, mi pare 20 più, credo ci sia anche quello della manodopera, in cui il progettista all'inizio del progetto dovrà indicare a quali tipologia si rifà riferimento. Lì, sempre insieme al Ministero, ma soprattutto con l'Istat, abbiamo individuato questi toll e quindi strade, fabbricati, scavi in galleria, tutto quello che abbiamo dato declinazioni, adesso non vi sto a raccontare, però ci sono delle indicazioni, delle tipologie di lavoro e l'Istat aggiornerà gli aumenti sulla base delle loro rilevazioni. Ehm, la revisione prezzi dovrebbe essere sia in attivo che in passivo, quindi sostanzialmente se ci fossero anche delle diminuzioni, qualora sia chiaramente per i lavori a venire, sia richiamata la revisione prezzi, ci saranno dei prezzi sia in aumento che in diminuzione. L'altro tema che a me ne ha già accennato Alessandro, un altro tema che a me e che a noi a livello nazionale preoccupa è il forte aumento delle spese generali. Le spese generali attualmente c'è una forchetta che va dal 14-15%, dalle simulazioni che abbiamo fatto noi su varie tipologie di lavori dai 100 milioni in su e dai 10 milioni fino ai 10 milioni, quindi abbiamo fatto 3 o 4 simulazioni e ci portano a dire che le spese generali da 40 anni, sono ferme circa da 40 anni, sono passate veramente dal 20 al 25% per arrivare anche al 27% sulle grandi opere. Quindi anche questo è uno sforzo che si dovrebbe fare per adeguare il giusto ristoro alle imprese per quanto riguarda le spese generali. Una proposta che avevamo fatto era di pagare le spese generali eventualmente anche sulla base di un report e quindi a piedi lista sulla base degli effettivi costi a mo' della sicurezza sostanzialmente, perché in alcuni cantieri chiedono determinate cose, in altre alcune altre. Quindi poteva essere una soluzione, non ci è stata, non è passata questa idea e quindi ehm, siamo fermi lì. Altre cose sul il tema mi pare che sia eh, Preziari. Ecco, sono d'accordo, mi spiace per Marco che è un amico, però anch'io non sono tanto d'accordo sulla forchetta del più 20, meno 20. A mio avviso dovrebbe essere il mercato che fa il prezzo, non dovrebbe essere messo nella discrezionalità, e mi dispiace di dirlo di fronte a una platea di ingegneri, di architetti e di geometri, non dovrebbe essere nella discrezionalità
del progettista applicare tagli così lineari senza nessuna specificazione. Marco mi ha garantito più volte che ci dovrebbe essere anche una sensibilizzazione per questa, e poi ne parlerà ovviamente lui, ci siamo confrontati parecchie volte anche per la conoscenza che ho con Marco Dorigo, voglio dire. Ci dovrebbe essere una sensibilizzazione anche da parte dei progettisti affinché le cose siano corrette. Anche se parlava prima l'amico Alessandro Giarotto, ho visto una gara con un taglio lineare del 17%, taglio lineare che non è giustificato, non è giustificato, non è giustificabile. A mio avviso non dovrebbe essere ANCE a impugnare una gara del genere, ma dovrebbe essere effettivamente anche la regione che dovrebbe preoccuparsi di fare applicare giustamente l'istituto del preziario. Mm, Preziari, se vuoi altre cose o Sugli accantonamenti per la revisione gli prezzi. accantonamenti della revisione prezzi è previsto, l'accantonamento della revisione prezzi nel progetto dovrebbe essere prevista una voce nelle spese generali, scusa, nel quadro economico, una, ci dovrebbe essere, adesso non mi ricordo se sia dal 5 al 10%, c'è anche lì una forchetta mi pare 5-10%, in cui il progettista dovrebbe, sulla base della storicità degli aumenti, sulla base dell'importo del lavoro, sulla base del tempo contrattuale per l'esecuzione, dovrebbe essere messa una posta per accantonare risorse per per riequilibrio contrattuale. A me piace chiamarlo riequilibrio contrattuale. Sì, che non vada tutto verso la stazione appaltante, ma che si tenga conto anche delle nostre problematiche. E per il Decreto aiuti. abbiamo già parlato, è una delle cose che interessa ovviamente anche le nostre stazioni appaltanti. Abbiamo già parlato del fermo cantieri, no? Imminente. Il decreto aiuti, se il decreto aiuti non viene rifinanziato, non viene riproposto, effettivamente c'è la possibilità, lo dicevo prima all'amica giornalista che ho avuto il piacere di rivedere, c'è veramente la seria possibilità che alcuni cantieri, soprattutto quelli grossi, si fermino, perché le imprese fanno un po' difficoltà a far fronte agli aumenti che ci sono. Quindi c'è sensibilità da parte del governo, c'è sensibilità e come dicevo, spero che nella legge di bilancio venga ripristinato o venga riedetto il decreto aiuti. Poi le risorse che noi chiedevamo sono nettamente superiori a quelle che ci hanno detto metteranno, però perlomeno ci sarà il capitolo sul decreto aiuti. Poi un tema che magari voglio affrontare in questa platea, che è un tema che va al di fuori, anzi ce ne sono tre o quattro, ma c'è un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'illecito professionale. L'illecito professionale, noi da sempre diciamo che perché riconoscere a un'impresa un illecito professionale ci deve essere quantomeno un grado di giudizio, perlomeno, e il correttivo preveda un illecito professionale per l'impresa che è andata in penale oltre il 2% dell'importo contrattuale e diventa un illecito professionale e quindi non non può essere aggiudicatario, non può essere quindi partecipare alla gara. Questo è un tema giuridico, magari poi con l'avvocato Biagini sarà più attento di me. Non è assolutamente da un paese civile, anche perché non è scritto in nessuna parte quando scade, quando finisce, quindi se ho preso un illecito professionale, ho preso sul lavoro di 100.000 euro, per assurdo, al comune di Monte di Malo, 2.000 euro di penali, vuol dire che io come impresa non posso più partecipare oppure ho delle difficoltà a partecipare a gare anche magari di importo superiore. Questo è un tema che sta molto a cuore, ci stiamo lì, però non so, è stato fortemente voluto da ANAC, è una battaglia che ANAC aveva da tanto tempo e quindi mh, cercheremo di scardinare. Stamattina eravamo al MIT, sempre per la revisione prezzi, siamo stati 3 ore e adesso siamo in audizione al Senato
era il correttivo, e quindi noi abbiamo le nostre proposte, abbiamo individuato 13-14 temi principali in cui proveremo a inserire qualche emendamento, proveremo a trovare qualche strada. Non sono molto ottimista, non sono molto ottimista perché sono dei temi che sembrano politici, non riesco a capirli, però sono dei temi, alcuni sono temi politici. Grazie mille. Grazie a voi. Presidente. Dopo se avessi domande, fare quattro. No, no, sì, sono domande. Io posso stare qui? Che non sia mai che una donna dice dove si deve mettere. No, intanto buongiorno a tutti. È veramente un piacere, oltre che ovviamente un'opportunità, avere una platea così ben rappresentata e un'opportunità ovviamente per noi costruttori avere la possibilità di dire quelle che sono le nostre anche criticità e i nostri punti di forza. Allora, io non so se il presidente mi ha fatto venire qua perché sono padovana, quindi sono un po' padrona di casa, ma forse anche perché io ho un po' la cronistoria di quello che è stato, Alessandro, la collaborazione di ANCE Padova per quanto riguarda l'aggiornamento del preziario. Allora, credo che con Antonio Molon prima mi sono interfacciata e questo percorso l'abbiamo fatto assieme fin dal 2013. Abbiamo operato sempre assieme alla Regione appunto per questo importante aggiornamento di questo strumento che ora veramente si è perfezionato in maniera importante. Allora, all'inizio c'erano anche problemi sui software, non si potevano togliere voci obsolete, insomma, veramente ne è stata fatta tanta di strada e adesso abbiamo uno strumento veramente, secondo me, efficace, efficiente e su questo ci tengo veramente a sottolineare l'apporto che hanno dato tutti i nostri imprenditori, perché sono state molte le nostre imprese che hanno collaborato e lasciatemelo dire, e scusatemi, non ce ne voglia nessuno, neanche i progettisti che hanno, dallo studio Galli, poi a tutti i progettisti che si sono susseguiti appunto nella revisione del preziario, non me ne voglia nessuno, ma quando dico che nessuno come noi conosce veramente come si compone la voce di un prezzo e cosa veramente serve e costa fare una lavorazione, credo che possiate concordare con me, insomma. Noi sappiamo esattamente il costo dei materiali, la composizione della squadra, i tempi che ci mettiamo a fare i lavori, tutte le criticità che spesso troviamo, soprattutto quando si va a operare sull'esistente. Per cui su questo devo un po' riprendere quello che ha detto Alessandro e anche Luigi Schiavo, che a noi guarda, ingegner Dorigo, mi guardi, quell'area del meno 20 è veramente un problema perché io, a differenza di Alessandro, voglio portare un caso specifico di quella che è una giustificazione apportata da un professionista, un progettista che però premetto che io non do nessuna colpa e responsabilità ai progettisti semplicemente perché secondo me andare a giustificare perché si abbassano dei prezzi è veramente di difficile giustificazione. Perché se partiamo dal presupposto, e guardo proprio l'ingegner Dorigo perché tutti ci crediamo, che il nostro preziario è fatto bene, è fatto ragionato, le analisi prezzi sono ragionate, come fai ad andare a togliere anche un 20% se parti dall'idea che quel prezzo è corretto? Io non faccio ovviamente nomi di chi ha giustificato così un taglio lineare su una gara di un comune qui del Padovano. Scritto si precisa che il computo riporta i preziari del preziario regionale del Veneto 2023 con CAM e che tuttavia dal raffronto dei prezzi rispetto al preziario regionale del Veneto 2024 lo scostamento relativo rientra nell'area del più o meno 20%, in considerazione il fatto, scusate perché non ho messo gli occhiali, ma io ci resisco a non metterla, che gli interventi previsti rientrano nell'ordinarietà delle lavorazioni edili bassi rimessi dalle gare di appalto similari sono contenute nella
la variazione dei prezzi. Cioè, praticamente noi dobbiamo fare un ribasso sul ribasso. Allora, quando diciamo che il, ehm, diciamo, le imprese dovrebbero stabilire il prezzo e l'offerta da fare su un lavoro, è proprio questo, cioè noi non possiamo essere costretti a ribassare, fare un ribasso sul ribasso. Io, c'è qua l'ingegner Ramazzina, che era l'allora direttore, precedentemente Pietro Farina di Ance Veneto. Siamo stati, non so, Enrico, non ti vedo, ma quando siamo stati, eccolo là, quando siamo stati dall'ingegner Vernizzi, ti ricordi, Veneto Strade, forse 8-10 anni fa, non mi ricordo. Il preziario di Veneto Strada era un preziario con dei prezzi tiratissimi, bassissimi, e mi ricordo che lui ha accettato poi, perché abbiamo battagliato, però ha accettato poi di alzare, come era doveroso farlo, i prezzi. Poi ci ha detto, guardate che poi il primo ribasso importante delle imprese, io torno a tagliare i prezzi. Purtroppo su questo, e ci diceva, fate anche voi con i vostri associati, cioè un po' di politica in questo senso, come per dire, però capite che è difficile regolare un rapporto perché molte sono le variabili che portano un'impresa a fare il proprio prezzo. A volte non vi nascondo, soprattutto negli anni precedenti, gli ultimi anni sono stati anni virtuosi, fortunatamente, per tutti, lavoro ce n'è ancora ora, anche se non sappiamo per quando, perché dopo il 2 PNRR, Cortina o cosa, non so cosa ci metteremo a fare, speriamo che comunque, voglio dire, lavoro ce ne sia sempre, però voglio dire, negli anni passati le imprese a volte erano costrette a fare anche ribassi importanti, perché magari avevano necessità di alcune imprese di portare anche lavori mh, a dimostrazione alle banche, insomma, per supportare l'impegno finanziario. Quindi veramente torno a dire che bisognerebbe veramente fare una riflessione perché io sento spesso, credo che anche a Alessandro capiti e anche agli altri presidenti delle altre territoriali, miei colleghi, di sentire più di qualche dirigente e anche progettisti che ci dicono fate togliere quell'alea di premessa al preziario perché ti mette in difficoltà. Allora, noi sappiamo che i politici, la coperta è sempre corta. Lavoriamo, i politici amministrano soldi pubblici, per cui deve essere calcolata ovviamente la spesa e noi lo sappiamo e noi siamo molto coscienti di questa cosa. Però a volte lo sappiamo che la direzione o il taglio da dare a volte viene, permettetemi di dire, forse proprio stabilito a livello politico, che dice io ho quei soldi, il sindaco dice io ho quei soldi a disposizione, te li devi far bastare. Però questo non è il giusto modo per dare il giusto prezzo. Io dico sempre, e in questo sono un disco rotto, chi mi ha sentito anche nella mia assemblea o in altre occasioni, io dico sempre che per lavorare in sicurezza e in qualità ci vuole il giusto prezzo e il giusto tempo. E veramente noi spesso siamo costretti a lavorare non con prezzi giusti e neanche con tempi congrui perché fatto 100 sul ciclo di vita di un'opera, dal momento in cui viene ideata nella mente del sindaco, dell'ideatore, al momento in cui viene collaudata, sapete che su 100, faccio 100 giorni, 80 sono impegnati in pratiche burocratiche autorizzative. Allora io personalmente sono con i progettisti quando dicono che per fare un progetto fatto bene ci vuole il giusto prezzo e il giusto tempo. Lo chiediamo anche noi, giusto prezzo e giusto tempo. E scusatemi, lasciatemi un'ultima, poi mi chiudo. Alessandro, io voglio richiamare un'affermazione che ha fatto la nostra Presidente alla sua Assemblea nazionale, che a me è piaciuta un sacco, che ha detto, e su questo veramente richiamo il principio del codice, il principio della fiducia, che noi dovremmo cominciare a ragionare perché tutti noi, imprenditori, stazioni appaltanti, parte politica, ci dobbiamo considerare mai antagonisti, ma formidabili alleati. Grazie a tutti. Quindi ora in collegamento abbiamo la vicepresidente Malabaila.
Eccomi. Buongiorno, Buongiorno a tutti. ben collegata. Bene. Prego, le do Grazie, la parola. grazie dell'invito, grazie al Presidente Gerotto, un saluto al Vicepresidente Schiavo, vi ho ascoltati con attenzione e alla Presidente di Ance Padova. Allora, io sono stata, credo, chiamata in questo contesto ad illustrare ciò che sta cercando di portare avanti il Consiglio delle Regioni che io in questo momento presiedo. Allora, l'iniziativa è nata dal fatto che coordinandoci e confrontandoci abbiamo verificato che in diverse regioni oggi mancano le analisi a corredo della definizione del prezzo, quindi della composizione del prezzo del prezzario regionale. Ci sono regioni che hanno le analisi in chiaro, ci sono regioni che non hanno le analisi in chiaro, ma che le hanno, ci sono regioni che non hanno le analisi vere e proprie sottostanti la definizione dei vari prezzi. E quindi è nata un po' come dire, l'idea di cercare di capire come si poteva fare per invece fornire uno strumento anche alle regioni che non avevano appunto in dotazione questa serie di analisi. Abbiamo cercato di capire come eventualmente si poteva provare ad essere propositivi in questo senso, anche alla luce dell'obiettivo dichiarato del codice degli appalti, che è proprio quello di promuovere l'omogeneità dei criteri di formazione e l'aggiornamento dei preziari regionali, perché voi sapete bene che l'aggiornamento dei preziari, se c'è sottostante ad ogni prezzo l'analisi, si fa l'aggiornamento di quelli che sono i prezzi elementari, no, di materiali, manodopera, noleggi, trasporti ed eccetera, e l'automatismo è, come dire, garantito. Se non c'è l'analisi sottostante, può esserci magari un aggiornamento percentuale, ma che può non essere efficace o può non essere effettivamente calzante rispetto a quelli che sono eventualmente gli aumenti di mercato. Oltretutto, oggi è più attuale che mai, no, questo nostro studio, proprio perché il correttivo al codice dice che è necessario che ci sia la definizione e la realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi da porre a base dei preziari regionali aggiornati. Pertanto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a capire come, per non redigere nuovamente tutte le analisi sottostanti ai vari preziari e anche per non togliere un po' quello che è il lavoro già eseguito nelle varie regioni dove effettivamente il lavoro era già stato fatto, abbiamo, abbiamo analizzato gli 8 preziari che avevano, se non tutte, almeno alcune delle analisi in chiaro, 8 preziari regionali, e abbiamo provato a metterli a fattor comune, cercando di addivenire in sostanza ad un preziario che fosse proprio la messa a fattor comune delle varie analisi dei preziari esistenti. È chiaramente una bozza di lavoro, nel senso che è una prima scrematura, è un primo approccio al problema, proprio per cercare di addivenire ad avere, come dire, un unico prontuario che non è un unico preziario, questo ci tengo a specificarlo e a dirlo, ma un unico prontuario, no? Che poi ogni regione utilizzerà con le sue specificità, perché sappiamo bene tutti che l'Italia è lunga e stretta e quindi i singoli prezzi delle voci unitarie, cioè, e quindi manodopera, noleggi e materiali, sono chiaramente diversi regione per regione. Quindi le regioni manterrebbero comunque la loro specificità. Quindi abbiamo preparato questa bozza di lavoro, no? E l'abbiamo condiviso sia a livello politico con la conferenza Stato-Regioni, e in particolare la conferenza Stato-Regioni si è dichiarata
interessata a questo lavoro che noi stiamo andando a proporre, tant'è vero che ha costituito un'apposita commissione che si chiama Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, all'interno della quale è stato costruito un apposito gruppo tecnico che deve vagliare, no, ed interfacciarsi con correzioni, osservazioni, integrazioni rispetto a questo lavoro che noi siamo andati a proporre. Ho già detto appunto qual è l'obiettivo di questo lavoro. E voglio ancora sottolineare questo, il codice prevede anche una riclassificazione di tutti gli articoli dei preziari esistenti secondo una codifica prevista dall'allegato. Questa nostra proposta prevede già questa riclassificazione che noi dovremmo andare a fare. Abbiamo quindi incontrato il gruppo apposito della Conferenza delle Regioni e abbiamo sottoposto questo nostro lavoro. Lo stanno valutando, ci auguriamo e speriamo che possa essere preso in seria e debita considerazione, perché l'associazione ha investito molto, è un lavoro che è durato 8 mesi. Abbiamo incaricato ovviamente uno studio apposito che si interfacciava con noi. Ci crediamo molto e quindi speriamo e ci auguriamo che venga preso in seria considerazione. Abbiamo fatto 2 giorni fa la prima riunione con questo gruppo apposito di lavoro al quale avevamo già mandato poco per volta il lavoro che veniva redatto. Stiamo aspettando di rincontrarli per avere un feedback. Concludo dicendo che ci aspettiamo che gli impatti e i benefici siano per le imprese una maggiore trasparenza nei costi e una riduzione dei rischi legati alla disomogeneità. E anche ci aspettiamo che sia più semplice ovviamente l'aggiornamento dei preziari, che deve essere fatta almeno una volta l'anno. Non sapete che la si faceva ogni 6 mesi per via del Covid e post-Covid, adesso una volta l'anno. E invece l'impatto e il beneficio sulle amministrazioni pubbliche è sicuramente appunto la facilitazione nella revisione dei preziari esistenti e una maggiore conformità chiaramente ai requisiti del codice. Io credo di avere concluso nella mia esposizione, spero di essere stata chiara. Se ci sono domande sono a disposizione e vi ringrazio. Grazie mille. Le domande le abbiamo posticipate alla fine. Adesso invito il dottor Dorigo. Grazie mille, vicepresidente, per ora. Quindi fino adesso, Marco, abbiamo sentito tutta una serie di cose che già conosci, no? Abbiamo anche qui invitati tanti amici delle municipalizzate e molte volte discutiamo anche degli EPU, cioè di quei preziari appunto dei lavori speciali che tengono conto dei vostri prezzi, che però poi vengono adattati, diciamo così, alle loro specifiche lavorazioni. Da cosa partiamo? Buongiorno a tutti innanzitutto e mai come questa volta mi sono sentito chiamato in causa, ma sto in mezzo a persone che conosco, molti di voi conosco, che stimo, che ho frequentato anche per lavoro, ho lavorato nei Genii Civili di Padova, di Vicenza, di Verona e quindi sia dal punto di vista delle imprese sia dal punto di vista dei professionisti, alcuni ho fatto l'università insieme con altri, abbiamo fatto anche il liceo insieme, dunque mi trovo a mio agio, nonostante mi senta un po' chiamato in causa molte volte. Parto un attimo da... Non ho portato slide, non ho fatto niente perché preferisco fare una chiacchierata, tra l'altro con persone di un certo livello come voi,
di cui sappiamo di cosa stiamo parlando. Prezzario, dicevamo, l'aggiornamento. Il prezzario del 2024 ha di circa più di 18.000 voci, avete sentito 9.000 prezzi elementari e 9.000 lavorazione. Abbiamo aggiunto 60 prezzi CAM, 189 opera verde che non c'erano. Abbiamo fatto la doppia codifica, come diceva la dottoressa Malalaiba un attimo fa, e abbiamo incominciato a rimettere i costi parametrici che per le amministrazioni sono molto importanti, sulle scuole, sull'edilizia cimiteriale, le case di comunità. Cosa sono i costi parametrici? Sono quello strumento che l'amministratore, quando non sa, voglio fare una casa di comunità di tot metri quadri, quanti soldi devo chiedere al ministero? Ecco che col costo parametrico tot al metro quadro, che è sempre un range ovviamente da un minimo a un massimo, si fa un'idea dell'importo e va in giro a chiedere i soldi o a procurarsi le risorse finanziarie per poterlo realizzare. Io sono direttore della direzione lavori pubblici da 2 anni. Quando mi hanno dato questo incarico mi hanno detto, costi parametrici, scusa, ho detto, dove sono i progetti su cui si basano i costi parametrici? Roba vecchia, non ci sono più, ancora ne parlavamo con l'ingegnere Chiappini tempo fa e aveva fatti lui roba di ingegnere Chiappini è in pensione da più di 20 anni e allora ho detto no, ho dei progetti di oggi o se no io li tolgo. Così li ho tolti, poi mi è venuto in aiuto il PNRR che ha finanziato un sacco di opere pubbliche, tra cui 99 case di comunità. Tra l'altro sono anche presidente della commissione tecnica regionale che approva i progetti sopra i 5 milioni, dunque ho avuto modo di vederli, ho chiamato il mio collega l'ingegner Fattori, ho detto portami tutti i dati, per favore facciamo un costo parametrico dalle fondazioni in su, perché sotto le fondazioni sappiamo cosa, quindi lì i costi possono variare veramente tanto, ma dalle fondazioni in su dimmi cosa costano. Abbiamo quindi incominciato, opere cimiteriali, va bene, sono opere comunali, le case di comunità e le scuole, perché anche tra le altre cose gestisco i fondi per le scuole pubbliche. Poi un costo di un'opera è fatto, sapete, dalla parte A, che è i lavori e oneri di sicurezza, e poi dalla parte B. Tra la parte B, voci importanti sono tutte le analisi che bisogna fare per poter fare una progettazione come Dio comanda, quindi analisi rilievi, bonifica bellica, prove geotecniche. Anche lì non avevamo niente, perché noi dobbiamo dare uno strumento, dopo su questo parlerò più approfonditamente, ai professionisti. Quindi abbiamo chiesto allo studio incaricato che ci dava una mano, portami dei preventivi di rilievi, analisi dei terreni, prove geotecniche, eccetera, e abbiamo questo prontuario anche su quelli che sono i costi necessari per fare un'opera pubblica. Io ogni anno mi metto degli obiettivi che l'ANCE conosce benissimo perché li illustro negli incontri, faccio 3 incontri con gli stakeholder durante l'anno per poter uscire tra marzo e aprile con il prezzario nuovo. Loro lo sanno perché ovviamente lo dico a tutti e lo dico alle stazioni appaltanti, faccio un gruppo con i professionisti e faccio un gruppo con i portatori di interessi come le Conf Agricoltura, Conf Artigianato e ANCE. Gli obiettivi che ci siamo dati quest'anno intanto è un aggiornamento del software, in modo tale che questo software possa, nostro è una tabella Excel, poco più, dialogare con i prodotti economici più in voga tra i professionisti e le imprese. Dicono di Primus, altri, eccetera, eccetera. Dobbiamo aumentare i prezzi CAM. Qua chiedo una mano perché non è facile. Io i primi prezzi CAM 60 cosa ho fatto? Sono andato in Emilia Romagna e li ho copiati. Non li avevo, li ho copiati. Perché mi hanno sempre insegnato che anche saper copiare è una qualità. Bisogna saper copiare bene. Quindi, come facevamo a scuola, andiamo a copiare da quello più bravo, non da quello più scarso. E sono andato a copiare da quelli più bravi. Però basta, adesso devo trovarmeli anch'io. Quindi è un'altra cosa che abbiamo chiesto. Dateci una mano a trovare, o su internet non mi fido tanto, perché su internet trovi di tutto, preferisco copiare su chi ha già sperimentato qualcosa e magari si è già scottato.
Nuovi costi parametrici, altre tipologie di opere, penso alle opere idrauliche, che ne facciamo tante nel Veneto, trovare dei costi parametrici per le opere lineari, non certo in bacino di laminazione che è un'opera troppo complessa. Per le strade, quella sì è un'opera semplice, tra virgolette, rotonde, eccetera, e si possono trovare, e perché se ne fanno, quindi i progetti sono aggiornati, i costi si sanno perché sono andati in gara l'anno prima, e quindi si può arrivare a dei costi parametrici molto vicini alla realtà. Ospedali non è che se ne fanno tanti, per cui quello magari lo lasciamo perdere. Una richiesta che ci è stata fatta, e anche qui grazie all'ANCE forse la portiamo avanti, è tradurre in inglese molte voci. Perché? Perché ci sono, voi sapete che c'è un territorio nostro, che c'è la caserma e delle altre realtà, in cui ci hanno chiesto se c'è la possibilità di averli anche in inglese per i loro professionisti, per carità. La gara dopo la faranno in italiano, però con un buon traduttore che abbia voglia di sapere qualcosa dal punto di vista tecnico, perché sono tutti termini tecnici, non è molto difficile. Poi codici BIM. Io sto imparando, perché sono purtroppo vecchio e non sapevo cos'era BIM e mi sto imparando. I miei collaboratori li ho mandati a fare i corsi BIM, io non lo faccio perché tanto ora che capisco qualcosa ho finito la mia carriera, però, e anche grazie a Engineer Gaino che non mi sta guardando, mi sta spiegando l'importanza di creare dei codici del prezzario che possano essere utilizzati da chi deve utilizzare il sistema BIM per le costruzioni. Me l'ha fatto capire, abbiamo preso contatti grazie al presidente di ANCE Padova con l'università, abbiamo buttato giù una bozza di collaborazione, dunque noi, ANCE e università, professore Zanchetta, e l'università è bravissima, non è Speedy Gonzales, però quindi siamo arrivati tardi, io quest'anno non ho i soldi a disposizione perché come sempre all'ultimo dell'anno, poi l'ultima, forse anche l'ultimo bilancio regionale con questa giunta, quindi potete immaginare, beh, lo avete letto sui giornali, i problemi che ci sono. Quindi abbiamo abbozzato un buon accordo, magari lo portiamo a compimento il prossimo anno. Però l'università lo stesso ci darà dei codici BIM, almeno inizialmente incominciamo a mettere i primi codici. Ultima cosa, secondo me più importante, è che finalmente chiudiamo il cerchio, perché la legge dice che le opere pubbliche si fanno con i prezzari regionali. Prima avevamo 2, forse 3 prezzari regionali, possibile regione una, però c'era Veneto Strade che aveva il suo, c'era il provveditorato alle opere pubbliche, ex magistrato alle acque, che aveva il suo, e il comune di Venezia che aveva il suo. Tutti leciti perché tutti, Veneto Strade fa solo strade, il provveditorato lavora solo in mare o in laguna, non ne parliamo. Dal punto di vista della correttezza formale e nulla question, dal punto di vista della correttezza invece legislativa c'era una question, cioè in teoria. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato dal provveditorato che hai ragione e quindi ci ha passato le competenze, ci ha passato il suo prezzario e l'abbiamo inserito, criticandolo, mettendolo a posto e renderlo omogeneo al nostro. Perché anche noi abbiamo i geni civili che operano sui fiumi e sulle coste. Poi Veneto Strade è una nostra società veneta, dunque i colleghi ovviamente si sono dimostrati più che disponibili a rientrare e dandoci tutto il loro lavoro. Ultimo, il Comune di Venezia qualche mese fa ci ha scritto e ha detto effettivamente gran parte delle voci sono già dentro il vostro prezzario. Dobbiamo anche noi ci rendiamo conto di dover rientrare nella normalità, quindi in un prezzario regionale. Proprio oggi ho avuto una riunione con i dirigenti del comune per capire che io devo rendere omogeneo il mio con un prezzario. Io sono veneziano, dunque so benissimo cosa vuol dire lavorare a Venezia. So benissimo cosa vuol dire rifare una facciata di un palazzo
in riva degli Schiavoni, chi sa, conosce Venezia sa, oppure su un rio della Madonnetta, che non sapete neanche dov'è, che è largo 2 metri e non ci passa neanche una barca. Non può essere che costi uguale. E adesso incomincio ad arrivare alla forchetta del più o meno 20%. Io sono orgoglioso del fatto che esista la forchetta del più o meno 20%. Altre regioni lo fanno, si sono dimenticato di dirlo, però altre regioni lo fanno in maniera diversa. Perché sono orgoglioso di questo sistema, non della sua applicazione? Innanzitutto quello che stiamo facendo con la mia vicepresidente, che è molto vicina a questo argomento, come ha detto il presidente Gerotto, è quella di fare formazione, spiegare cos'è. Noi diamo una bicicletta, però per arrivare in cima c'è qualcuno che deve pedalare. Viviamo in una regione dove abbiamo le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, il più grande lago, metà del più grande lago d'Italia, il più importante delta d'Italia, la laguna unica al mondo, città d'arte che tutti ci invidiano. E mi dite che io devo avere un prezzario. Non è possibile. Quello che costruisco in Val Fiorentina, uguale, non può costare quello che costruisco a Porto Tolle. Se fosse così, uno dei due è sbagliato. Se do lo stesso progetto a un progettista e dico applicalo, mi metterà deve mettere 2 importi diversi. Perché? E adesso vi cito quello che chiedo a tutti i progettisti di fare, quelli che sono presenti almeno. Dunque, vi ho detto del prezzario, no? Prezzario formato 18.000 voci, e dopo vi dico se sono tante o poche, ed è, aspetti un attimo, Mi dicono che vogliono sentirti chiaramente. sono chiaro o no? Sì, in fondo. In fondo sentono poco, aspettate un attimo. E di cosa è composto un prezzario regionale? Ho detto tutte le analisi, abbiamo tutte le analisi, le voci, e come elaborati abbiamo la relazione illustrativa, l'elenco prezzi, l'analisi dei prezzi, il prezzario dei servizi, costi parametrici e norme di misurazione principali. Ah, questo mancava. Mancava la norma come si calcolano molte volte i voti per pieni, ad esempio, nelle costruzioni. Di questo io una volta l'ho portato, ho fatto una stampa sola del prezzario, sono 8-9 volumi grandi così. Di tutti quei volumi non dovete mai fare la stampa perché è dinamico il nostro prezzario, andate su internet, scaricate quello che volete. Di tutto quel prezzario voi dovete leggere 19 pagine. Questa è la relazione illustrativa. Questa dovete leggere. Io mi permetto di dire dovete leggere, perché se non leggete queste non capite niente del prezzario. Qui è scritto come sono stati catalogati i prezzi, qual è la qualifica. Abbiamo tenuto la doppia qualifica, quella vecchia e quella nuova. E poi alla fine sono 19 pagine con cui delle tabelle, dunque è scritto anche largo. E poi a pagina 9, a metà di pagina 9, perché prima c'è una tabella, ci sono 3, 6, 9, 12, 15, 16 righe. Se uno legge queste 16 righe, questa riunione oggi non si faceva. Le leggo perché vale la pena. Determinazione dei prezzi e massima variabilità concessa. Nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la regione del Veneto, si è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista e che, virgola, scritto in grossetto, con decisione adeguatamente motivata, chiusa la virgola, potrà applicare alle singole voci un aumento o una riduzione del più o meno 20%. Potranno riconoscersi percentuali in aumento in ragione di eventuali eccezionali dinamiche dei prezzi, delle materie prime e dei materiali utilizzati e della manodopera per i lavori edili. Opportunamente, di nuovo in grossetto, motivate e giustificate sulla base di specifiche ricerche di mercato e analisi dei prezzi, nonché per condizioni connesse all'ubicazione dell'opera e alle caratteristiche specifiche del cantiere. Nei documenti di progetto
Posti a base di gara d'appalto dovranno essere illustrate le motivazioni che hanno portato all'applicazione di una riduzione o di un aumento del prezzo. Le eventuali variazioni dovranno essere riportate come premessa di documenti, elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi. Le motivazioni che hanno portato a una diversa valutazione dei costi dell'opera devono, come sopra significato, virgola, in grossetto, essere verificate ed approvate in particolar modo dall'organo di validazione. In caso di variazione maggiore del 20% dovrà essere formulato un nuovo prezzo con relative analisi e giustificazioni. Torno un attimo alle 2 righe prima. Le motivazioni che hanno portato a una diversa valutazione dei costi d'opera devono, come sopra significato, essere verificate e approvate in particolare dall'organo di validazione. Ce l'ho su un po' con gli organi di valutazione. Siamo in 3. Perché? C'è qualcuno che fa parte di un organo di valutazione? Spero di no. Ce l'ho su. Siano interni dell'amministrazione che fa il progetto, siano esterni, molte volte mi riferiscono, non fanno quello che dovrebbero fare. Validare un progetto non vuol dire approvarlo, che spetta a un altro organo, quasi sempre dell'amministrazione, validarlo e vedere se l'iter di costruzione di questo progetto, che è la parte più importante, ha seguito tutte le fasi e ci sono tutti gli elaborati previsti. Quindi il validatore, quando si trova davanti a un progettista, che avete capito è il core business, è la parte più importante di tutta questa discussione, è il progettista, deve dire, ma tu perché hai cambiato questo prezzo? In più o in meno non mi interessa. È cambiato perché le quantità, le modalità, il posto, il cantiere, se lo faccio il 1° gennaio, se lo faccio il 31 dicembre, è passato un anno, sono tali cui mi hanno portato a fare una verifica sul territorio, quelli che possono essere i costi per quelle quantità o modalità di esecuzione. Ho qua dei preventivi, ho qua un'analisi, ho fatto questa verifica. Anche su lavori analoghi fatti nello stesso periodo con quelle condizioni. Il validatore li vede e dice hai fatto bene, vai avanti. Non deve dire che i 50 euro in più o in meno sono giusti o sbagliati. Non deve andare a dire a RUP guarda tu sei giusto, perché non ti dico se è giusto i 50 euro in più o in meno di quel prezzo. Quello spetta a RUP che va a vedere e dice sì, ritengo congruo o non congruo. Il validatore deve solo dire il procedimento è corretto, punto. Questo è un punto importantissimo nell'iter di approvazione del progetto, perché alla fine voi siete a valle del progetto, siete l'ultimo, ma il progetto fatto bene, coi prezzi giusti, col giusto ristoro delle imprese, è quello a cui vogliamo arrivare. Posso anche entrare nel merito di chi non applica bene quello che ho letto. Avete letto? Sono pagina 9, metà facciata. Non ci vuole molto, no? Non ci sono gli strumenti per sanzionare chi la pensa diversamente, forse anche sarebbe inopportuno. E poi ovviamente qua non posso non fare una provocazione anch'io. Vediamo quante imprese venete si presentano e chi vincerà con che ribasso, Presidente. Perché col vecchio Presidente, vecchio nel senso che era prima di quello di adesso, ci siamo trovati nella stessa posizione. Era un bacino di laminazione molto grande in provincia di Vicenza. Anche lì c'era stato fatto un taglio lineare. Tutti sorpresi, tra l'altro provincia che conosco, lavoro che conosco, si sono presentate 5 atti, 4 venete, ha vinto una veneta. Se qualcuno mi viene a dire però, e qua ci sono molti colleghi forse anche che hanno partecipato, se qualcuno però mi viene a dire, ma sai, adesso hanno vinto e vedrai che casino che fanno per guadagnare, io eticamente li condanno. Se non ti va bene quel prezzo, fai qualcos'altro. Se non vuoi partecipare perché i prezzi sono bassi, scusate, non partecipare. Non partecipare e dopo faccio casino, faccio riserve, faccio in modo di riprendermi quello che ritengo sia giusto che mi venga dato. Non si fa così.
Non si fa così dalla nostra parte, io sono un amministratore, ed è giusto segnalarlo, non si fa così neanche dall'altra parte. Se non riesci, se il 17 è alto, però pensavo di fare il 20, faccio il 3, siamo pari. Ok? Ma se faccio un altro 10%, sappiate che la parte politica mi dice, ma di cosa ti lamenti? Magari una ditta veneta anche. Non quindi o una dietrologia che non voglio neanche immaginarmi. Ecco, io non so se i prezzi sono giusti. Se mi chiedete cosa costa un sacco di calcestruzzo, un sacco di cemento, non lo so, non mi interessa. Se mi dite che uno va e compra un sacco di cemento, poi arriva un altro e ne compra 1000 e paga 90 giorni, poi arriva un altro che compra tutta la produzione di un anno e paga anticipato, e mi dite qual è il prezzo giusto di quel sacco di cemento? La risposta è ovvia, il prezzo giusto sono tutti e tre, perché quando lo compri, quanto lo compri, come lo paghi, quelli sono i prezzi giusti. Quel Cristo che deve mettere il prezzo nel prezzario farà queste analisi? Secondo me dovrebbe farle. Dovrebbe farle in parte, non tutto, non è un imprenditore, non fa parte di questo mondo, dovrebbe considerare. Mi fanno molte volte l'esempio della regione toscana. La regione toscana sono bravi, fanno, pensa, un prezzario per ogni provincia. Se volete io lo faccio anche per ogni comune, ci sono 530 comuni nel Veneto. Ma che senso ha? Se io faccio un'opera a Ferrara e io la faccio a Rovigo, dovrebbe costare uguale? No, che uno ha il prezzario dell'Emilia e uno del Veneto. Se lo faccio in Val Fiorentina o lo faccio al di là del passo e vado in Trentino, dovrebbe costare uguale, in linea d'aria sono 15 chilometri. No, perché sono due prezzari diversi. E allora o facciamo prezzari uguali in tutta Italia, cosa che aborro, oppure prendiamo in considerazione che questa benedetta forchetta, scusate, mi sono dimenticato di dire che sto facendo dei corsi in giro per il Veneto, uno l'ho fatto ieri, dove la vicepresidente c'era, è stata mezz'ora, poi corsa via, perché era alle 9 di mattina, e dalle 9 alle 9 e mezza aveva tempo, oggi sarebbe venuta magari in un altro orario, proprio per spiegare agli amministratori, e ne ho fatto anche con i professionisti, infatti molte volte vedo facce che ho già visto, proprio per spiegare questo. Noi vi diamo un mezzo per arrivare a quello che è il concetto dell'opera pubblica, devi utilizzarlo. 18.000 voci sono niente in confronto di quello che servono per fare un'opera pubblica. Faccio sempre l'esempio delle case di comunità. Le case di comunità, sapete cosa sono? Sono quei piccoli presidi, perché dico piccoli perché di solito non sono notturni, dove ci sono 5-6 medici, c'è un pronto soccorso, si fanno le cure di prima necessità, qualcosina è più di un pronto soccorso, e ne facciamo 99 col PNRR nel Veneto. Dunque pensate, c'è il ricircolo dell'aria, il ricircolo dell'acqua, porte che si devono sbarrare, perché quando tu entri sano di solito esci malato perché prendi tutti i virus, dunque devono essere filtri di tutti i tipi, materiali particolari per terra perché non deve fermarsi lo sporco. Pensate che lo facciano col prezzario regionale? Sì, i muri, i solai, il tetto, sta. E gli altri voci? Se uno deve applicare il prezzario regionale, proprio non la fa. Allora, loro mi scrivono nella relazione progettisti seri, perché anche tra i progettisti sono quelli seri e quelli meno seri, in tutte le categorie, anche la mia, ho usato il prezzario regionale, poi ho usato il prezzario delle regioni vicine perché è molto più simile al tuo, poi ho usato il prezzario, quello BEI, poi me li sono inventati, sono andato sul territorio, su internet e così li ho trovati. Bravo, bravo. E quando uno fa un prezzo nuovo, chi gli dice che quel prezzo è giusto? È giusto che c'è il mercato che dopo ti dà un ribasso più o meno 25, 3, 2, 12. Voglio dire altre due cose sui ribassi. I ribassi, io ho qua una tabellina che ho mostrato in altre occasioni, perché tra l'altro ho anche l'osservatorio dei lavori pubblici tra i miei compiti, che è quello che vede ogni anno, dunque a maggio-giugno faccio
un riepilogo di come è andato l'anno precedente. Ovviamente qua ho quello del 23. Ci siamo già visti su questo, si ricorda il Presidente. Eccolo qua. Ed è bellissimo perché il mercato dei lavori pubblici dal 2016 al 2023 è solamente che è diminuito. Nel 2016, medie, ragazzi, dunque sapete che le medie bisogna prenderle con le pinze. Partivamo da un 21%, nel 2017 il 20, 18, 16, 16, 13, 10, siamo al 9%. Quando si assottiglia questa forbice, questa sì una forbice, io sono contento perché vuol dire che il prezzo è giusto, il ribasso è fisiologico, rientra nelle capacità dell'impresa di organizzarsi e guadagnare in base alle sue maestranze e alle sue capacità imprenditoriali. Però, concludo, perché magari siamo anche tardi, quello che mi piacerebbe fare un focus è su un'altra cosa, caro Presidente. Prego. È possibile che nel Veneto l'80% dei lavori vengono presi da imprese venete e il 20% da imprese non venete. Però guarda caso che il 60% degli importi di imprese venete e ben il 40% delle imprese non venete. Questi lavori vengono fatti da imprese non venete e il prezzario se lo sognano quando vengono a lavorare come subappalti nelle imprese non venete. Ultima cosa, tabella, e quindi anche su questo bisognerebbe parlare in una kermesse così importante, dov'è l'errore. Ultima tabella era, ecco, la trovo adesso, sì, è sulle gare deserte, perché come ho detto prima, se non ti va bene, lascia perdere. Le gare deserte siamo intorno al 3%, adesso non lo trovo, vabbè, lo so a memoria. Fisiologico, ogni anno passiamo dal 2,5 al 3%, però la maggior parte delle gare deserte sono sulle grandi opere. Il Bob 2 volte è andato al deserto, è stato affidamento diretto. Dunque, se dopo guardiamo le gare deserte, le gare deserte sono fisiologicamente Una delle grandi distinzioni che stiamo osservando è sulle negoziate e non negoziate, e quindi anche lì adesso con il nuovo codice e con i nuovi limiti fino ai 5 milioni, ovviamente negli ultimi anni con il decreto aiuto, tutto quello che dite voi probabilmente ha fatto abbassare anche quello che è il livello di sconto. Il nostro è un percorso, non è che da un giorno all'altro possiamo cambiare l'idea dell'applicazione del più o meno 20%, perché sarà la prossima amministrazione regionale probabilmente a prendersi in carico la decisione anche se metterla o no, perché io non è che non sia giusto avere una forchetta, ma il 20 è veramente tanto. Ma io volevo sapere il vostro punto di vista rispetto all'articolo della settimana scorsa in maniera particolare su quella gara ehm, della città metropolitana di Venezia, che probabilmente non era venuto ai corsi vostri, no. perché lì c'erano 2 o 3 problemi. Uno era l'applicazione del preziario, che era relativa all'anno prima, e questo è un errore secondo me madornale, e poi a un taglio dopo un determinato percorso, quindi in maniera breve, perché oggi non è che dobbiamo sviscerare tutti i problemi, però dobbiamo cominciare perlomeno quello che è un'articolazione che vanno verso il nostro obiettivo, che le aziende facciano i lavori e che li finiscano, perché se no appalti discount portano ditte da discount, e quello che noi non vogliamo avere è il percorso delle infiltrazioni mafiose che portano anche qui, e stiamo combattendo con gli enti preposti, la DIA, i carabinieri, polizia, quante riunioni abbiamo fatto dicendo che guardate che il primo campanello d'allarme è quando arrivano società che vincono degli appalti, che non hanno una CR in regola, che non hanno dal punto di vista patrimoniale la capacità per partecipare a determinate valenze di appalti, e soprattutto applicano contratti con il punto di domanda, e voi dovete darci una mano. Qual è il tuo punto di vista? E poi passiamo la parola al prossimo relatore. E allora, un punto di vista personale sulla base di quello che ho letto sugli articoli di giornale, dunque di più non Certo. so perché non ho avuto modo di. Allora,
quando il presidente Grosselle prima diceva arriva il progettista e la stazione appaltante dice questi soldi ho, questa opera devi farmi, e quindi lui fa un ribasso lineare in base ai soldi che ha per fare l'opera. I professionisti che sono qui, se fanno questo, sbagliano. Perché? Però si può arrivare lo stesso a quello. Allora vuol dire che il progettista bravo, serio, cosa fa? Prende l'amministrazione appaltante e dice: Senti, costa 1.200.000, io ho 1.000.000. Allora incomincio, tolgo tutte le opere che non sono necessarie e che comunque garantiscono l'efficacia e l'efficienza dell'opera. Trovo piste ciclabili, un percorso più veloce, quindi meno materiale. Trovo dei materiali che costano un po' meno, che abbiano sempre la certificazione. Quindi non esiste solo il taglio lineare, ma altre soluzioni. Bisogna pensare, bisogna muoversi. E siccome i miei amici progettisti hanno dalla loro che è arrivata l'equo compenso, dunque non possono neanche più nascondersi dietro il dito, mi pagano poco, perché non è più così, non sarà più così, scusa, non sarà più così. Quindi io, se dovessi dare un incarico, gli dico, eh no, tu devi meritartelo l'importo e quindi devi lavorare anche per trovarmi una soluzione, se è possibile, ovviamente. Sui colleghi che hanno fatto quel taglio lineare, effettivamente non vengono ai miei corsi. Io ne faccio uno, il 2 di alle amministrazioni, perché l'abbiamo diviso per fasce di interesse, anche per il dialogo che possa essere. Il 2 di dicembre è a Verona e ci saranno le province di Verona e Vicenza, poi a gennaio mi ritrovo qua a Padova, faccio Padova, Rovigo e Venezia, e ieri ho fatto Treviso e Belluno. Di più non so cosa fare. Grazie. Eh, Grazie a voi. Prego. Buon pomeriggio a tutti e ovviamente io ringrazio il Presidente e il Direttore che mi hanno consentito di essere qui oggi a fare una chiacchierata. Io mi ero diligentemente preparato, sentiti tutti questi interventi, prendiamo la preparazione e facciamo un ragionamento che sia articolato in funzione di quello anche che è stato detto. Una prima banale considerazione, il gioco dei ribassi, questo è extra il mio intervento, ma visto che la Presidente del Lance Veneto ha fatto un riferimento almeno per me, ma penso per molti, compianto ingegner Vernizzi, ha fatto riferimento a quel dibattito che è nato tra Lance Padova e Veneto Strade, io vorrei ricordare che noi abbiamo l'astrattezza di quello che raccontiamo, no? Cioè di quello che è scritto nella norma, di quello che dovrebbe essere un corretto percorso, poi c'è la pratica quotidiana. Allora, Veneto Strade ha dei finanziamenti per realizzare le opere. Nel momento in cui fa una gara, parlo dell'epoca, e c'ha un 47% di ribasso, il suo finanziatore dice: Guarda, io ti finanzio meno perché c'hai dei ribassi importanti, ti rimangono poi nel quadro economico, dopo non sappiamo in rendicontazione che succede, per cui fai la gara più bassa. Richard Vernizzi non ha ribassato la gara successiva per opere uguali del 47%, ma del 20%, però ha ottenuto un ribasso del 51%. E allora a quel punto è intervenuta l'ANCE, quindi credo che il richiamo siamo alleati e dobbiamo lavorare assieme per arrivare probabilmente è indispensabile. In tutto questo ragionamento c'è da aggiungere un tema per le stazioni appaltanti, che quando le stazioni appaltanti fanno riferimento ai ribassi, ovviamente dovrebbero anche considerare il momento storico, cioè il momento in cui c'è bisogno di denaro e di lavori, il momento in cui non c'è bisogno. L'ingegner Dorigo giustamente ha fatto una riflessione, le gare che vanno deserte sono poche, no? Però personalmente nel mio piccolo angolo di osservazione, in questo momento gare importanti vanno deserte,
Cioè la metropolitana di Milano, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere, ha bandito una gara da 450 milioni più 50 milioni in opzione e la gara è andata deserta. Perché i gruppi che potevano partecipare, diciamocelo serenamente, salvo qualche straniero, erano 2 o 3 in Italia, e siccome il prezzo scoperto poi in metropolitana milanese era sottostimato di circa 100 milioni, ovviamente non hanno partecipato. Quando però, e al di là della patologia di sistema industriale per cui mi butto allo sbaraglio con ribasso non studiato, quando però c'è bisogno di lavoro e c'è bisogno appunto di portare in banca i contratti per dimostrare che c'è un'attività di impresa, ovviamente tutte le cautele, tutti i principi, tutti i discorsi che possiamo fare astrattamente saltano. Allora arriviamo al prezzario regionale, premessa di cui mi scuso per la lunghezza. Facendo una riflessione, l'articolo 133, non vado sulla 109-94 ancora prima perché voglio dire diventa storia. L'articolo 133 del decreto legislativo 163 del 2006, il cosiddetto codice dell'ISE, prevedeva al comma 8 che le stazioni appaltanti avrebbero dovuto aggiornare annualmente il loro prezzario, perché ciascuna stazione appaltante era legittimata ad adottare i prezzari. Nell'ipotesi in cui non l'avessero fatto con cadenza annuale, intervenivano le articolazioni periferiche del MIT, cioè nel caso veneziano, Veneto, il provveditore delle opere pubbliche, ex magistrato alle acque, che doveva, di concerto con la regione, approvare il prezzario. Prezzari con validità, come adesso, per 1 anno, con ultrattività per i 6 mesi successivi. Il codice 50 ha tentato l'omogeneizzazione, e cioè territorialmente valgono i prezzari regionali per tutte le stazioni appaltanti. Anche là, no, durata annuale, ultrattività per 6 mesi, e quindi validità di quei prezzari per i progetti approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di validità del progetto. Il codice attuale sostanzialmente dice la stessa cosa, l'articolo 41,13 dice la stessa cosa, ha eliminato un passaggio che c'era nel 50, e cioè se la regione non lo fa interviene l'articolazione periferica del MIT. Quindi oggi abbiamo un codice che diciamo, ha recepito quanto introdotto col 50, valgono i prezzari regionali, la regione lo deve annualmente adeguare, i prezzari valgono per l'anno di riferimento o valgono fino al 31 dicembre, ma hanno ultrattività per 6 mesi, e correlativamente i progetti approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di validità del progetto possono avere una valorizzazione economica in base al prezzario precedente. Ecco, io credo che questo sia un elemento di critica al legislatore nazionale, c'entra poco col prezzario regionale, ma al legislatore regionale perché? E da qui poi noi dobbiamo dare un'interpretazione che spero che sulla quale l'ingegner Dorigo sia d'accordo, e cioè, se è vero che negli allegati al codice, in particolare il 214, che fa tutto un ragionamento di come questi prezzi devono essere formati, no? Gli stakeholders, qual è la filiera degli stakeholders, come li seleziono per avere contezza di quelli che sono i costi di costruzione. La commissione intergovernativa presso la conferenza Stato-Regioni, che è prevista dal codice, non è un'invenzione della conferenza Stato-Regioni, il tavolo tecnico per ragionare sui prezzi, insomma tutto questo ragionamento deve finire i suoi lavori il 31/10 di ogni anno, di modo che il 31/12 si ebbe il prezzario. Allora io mi domando, sta ultrattività che senso ha? Perché? Perché se io approvo un progetto al 31, un prezzario al 31/12, l'ultrattività consente a un'amministrazione, che non è la regione ovviamente, ma qualsiasi comune, qualsiasi stazione appaltante, dato che poi in Italia mi pare che le stazioni appaltanti sono 16.000, di comunque applicare il prezzario precedente? Se leggo la norma direi di sì. Se la interpreto correttamente secondo la ratio voluta dal legislatore, dovrei dire no. Nel momento in cui il 31/12 la regione ha adottato un prezzario, l'ente che adotta il prezzario dell'anno precedente commette una, a mio parere, illegittimità.
Peraltro, per certi versi, non è questo ragionamento non è agevolato dal codice, perché il codice dice nell'allegato 214, guarda che se tu ti vai a prendere un progetto di fattibilità tecnico-economica da porre in gara, quindi quando deve essere, come posso dire, affidato un appalto integrato, progettazione più esecuzione dell'opera, puoi applicare i prezzi del prezzario dell'anno precedente se il progetto di fattibilità tecnico-economica è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo, il che mi lascia qualche perplessità, perché se nel frattempo è stato approvato il prezzario, io dovrei applicare quello, non quello dell'anno precedente. Questo lo dico perché, a mio parere, l'interpretazione corretta è l'ultrattività del prezzario precedente vale nell'ipotesi in cui il prezzario non sia tempestivamente approvato, ma nell'ipotesi in cui il prezzario è tempestivamente approvato non possiamo dire che l'ultra attività semestrale è una facoltà rilasciata all'amministrazione per applicare un prezzo a un altro. Questa criticità è ulteriormente aggravata dal fatto che sempre l'allegato chiede che se invece viene mandato in gara un progetto esecutivo, il riferimento da applicare entro il 36, il riferimento è quello del livello progettuale precedente. Scritta così desta perplessità, perché scritta così è contraddittoria rispetto all'obbligatorietà di applicare il prezzario aggiornato. Allora io lo leggo dicendo alle amministrazioni: guarda che tu applichi il prezzario del PFTE, ma se il prezzario del PFTE è quello dell'anno di riferimento, se è quello dell'anno precedente, devi necessariamente in sede di esecutivo redigere un nuovo computo con i nuovi prezzi. Ecco, quindi gli elementi che la stessa normativa nazionale ci dà un po' sulla quale dobbiamo spendere delle riflessioni sono queste. Avrei preferito, visto che questo codice porta tanti allegati, io non sono uno che come posso dire, nella mia piccola attività quotidiana critica le norme tanto per criticarle. Le norme sono uno strumento, le dobbiamo applicare, poi la giurisprudenza dirà come si applicano o come non si applicano, quindi di principio non sono uno che dice no, le norme erano meglio. Certo, qui ho sentito un richiamo del presidente il quale ha detto i progettisti ci devono fare dei buoni progetti, compresi i bulloni. Se io prendo il Regio Decreto 350 del 1895, tutta la parte dedicata alla progettazione spiegava che cosa dovevi mettere anche i bulloni, quindi non per fare il nostalgico, anche perché nel 1895 non c'ero, ma è chiaro che avrei preferito, visti i tanti allegati, speriamo nel regolamento che sia più chiaro, che fosse evidente il prezzario va applicato il 31/12 e dal 1° gennaio quello è il prezzario di riferimento, anche perché se quel prezzario, cioè quello adeguato, fa riguardo alle variazioni dei prezzi, poi gli allegati prevedono anche tutta una serie di monitoraggi abbastanza complicati dell'andamento del mercato, ha i prezzi aggiornati con riferimento a tutto il monitoraggio e le rilevazioni fatte nell'anno precedente, se io nei 6 mesi successivi applico il prezzario precedente, necessariamente già non ho tenuto conto dell'aumento dei costi che invece dovrei avere rilevato. Quindi io credo che un tentativo dovrebbe essere quello di chiarire queste dinamiche e anche il problema dell'ultrattività. Sul piano strettamente, come posso dire, adesso non vorrei usare una parola troppo aulica, giuridico, la circostanza che il tema dell'applicazione dei prezzi è un tema rimesso ai progettisti, in realtà ha avuto modo di chiarirlo l'ANAC da tempo, prima dell'obbligatorietà dei prezzari regionali, prima dell'emersione delle criticità correlate a come si applicano i prezzari regionali. L'ANAC, il tempo 2017 credo, aveva già chiarito, guarda che se c'è un prezzario
tu progettista non ti puoi discostare da quel prezzario, devi applicare quel prezzario e se ti discosti lo devi ampiamente motivare con motivazione logica, proporzionale e corretta rispetto all'andamento del mercato. Poi questo è diventato un principio, è diventato anche un principio giurisprudenziale, TAR Campania, TAR Puglia, TAR Sardegna, TAR Veneto. È stato sostanzialmente ribadito un concetto: tu puoi, progettista, discostarti perché tutto sommato i prezzari non sono così vincolanti, ma se ti discosti, anche con tue analisi, devi motivare le ragioni per le quali il prezzo è alto. Qui veniamo al tema della motivazione, perché ho sentito aleggiare una gara nella città metropolitana. Allora, non è che cioè, quella è una gara in cui il progettista dice ho fatto un taglio lineare del 20% perché me l'ha chiesto la stazione appaltante. Ovviamente non è una motivazione, no? Possiamo condividerlo, ma senza andare lontani, qui vicino una stazione appaltante importante per un importantissimo appalto, la motivazione è: come concordato con la direzione generale di codesta azienda, ho portato un taglio di 20% e tutto sommato lo possiamo giustificare perché l'appalto è grande, l'appalto è importante. Ecco, io condivido quello che ha detto l'ingegner Dorigo in termini di omogeneità. Cioè, quando il legislatore ha previsto l'applicazione del prezzario regionale come unico prezzario di riferimento della regione, intendeva evidentemente, o pensava di intendere, di fornire uno strumento di omogeneizzazione dei prezzi per singole aree territoriali. Poi è chiaro che, essendo il nostro territorio abbastanza diversificato, in Veneto ancora di più, è chiaro che il Veneto ha Cortina, con le montagne, e c'è il mare, e in mezzo c'è la pianura padana, c'ha le città d'arte. Premesso una notazione che ho fatto mentalmente quando parlava l'ingegner Dorigo, nel prezziario 2024 c'è scritto che per Venezia si applica il prezziario del Comune di Venezia, e quindi per tutto quello che non è riportato dentro, quindi ancora c'è un'ultrattività. Ecco, quindi il tema è, e torniamo al più 20 meno 20, non è tanto quello della percentuale più 20 meno 20, è quello della serietà delle stazioni appaltanti prima e dei progettisti dopo di motivare adeguatamente il ribasso. Conto di un aspetto: l'ingegnere ci ha letto l'ingegner Dorigo, la relazione illustrativa. Per i prezzari 23 e 22 non c'è una relazione illustrativa, c'è una nota informativa e istruzioni operative. Mi pare che sia l'allegato B di uno e l'allegato C dell'altro, dove è, come posso dire, declinato il tema della differenziazione dei prezzi a opera dei progettisti. E lì è affermato che i progettisti possono ribassare del 20 o aumentare del 20 i prezzi. Tenete conto che nel 2018 il ribasso, 2014-18 erano lo stesso prezzario, Regione Veneto prevedeva anche un ribasso fino al 25%, con motivazione adeguata in relazione a determinate condizioni. Adesso non ve le ripeto, ma insomma era l'estensione dell'area, la vicinanza con le cave, la vicinanza con con le produzioni necessarie per, insomma, tutta una serie di elementi, oppure un incremento determinato da certe complessità dell'opera. Ecco, io credo onestamente, lo vediamo anche negli appalti dove in parte i prezzi vengono ribassati e in parte vengono fatte nuove analisi, che i progettisti sanno bene qual è l'andamento del mercato. E a me è capitato di verificare progetti, di verificare, non io, di conoscere attraverso le obiezioni delle imprese, prezzi desunti dal prezzario regionale ribassati del 20%, analisi dei prezzi nuovi, perché fatti dal progettista attraverso le proprie considerazioni perfettamente coerenti col mercato. Evidentemente doveva tornare un numero per la stazione appaltante. Quindi io credo che i progettisti hanno tutta la capacità di analizzare e verificare l'effettivo andamento del mercato per comprendere se un prezzo può essere o meno ribassato di una percentuale, tenendo conto di un altro ragionamento che non c'è nella relazione illustrativa 2024, ma c'era in quella 2023-22.
che tutte quelle condizioni declinate non determinavano automaticamente un ribasso del 20%, ma determinavano un ribasso proporzionale a quelle condizioni effettivamente ricorrenti nella fattispecie. Quindi non è che se io ho 10 elementi che mi consentono un ribasso del 20, siccome ne trovo 3, ad esempio dimensione del cantiere e trasporti agevoli, ribasso del 20, che ci sono 10, 12, 15 condizioni, dovrebbero ricorrere tutte per ribassarlo del 20. Oggi questo è stato escluso ed è vero quello che ha detto l'ingegnere, l'ha letto e quindi non abbiamo dubbi che sia vero, eh, e cioè che il progettista deve fare un'analisi. È scritto solo sull'aumento. Sul ribasso non c'è scritto, sul ribasso c'è scritto lo motivi e lo puoi ribassare fino al 20%. Allora credo che ritorniamo a tanti convegni fatti, a tanti argomenti trattati. La centralità del progettista in un lavoro, che sia pubblico che sia privato, tanto più se è pubblico, è evidentemente rilevante. Ho delle difficoltà a credere che però un progettista che abbia avuto un incarico della stazione appaltante, quando la stazione appaltante gli chiede di fare un taglio lineare, abbia la forza di dire io il taglio lineare non te lo faccio. Allora viene, come posso dire, in rilievo quello che ha detto sempre l'ingegner Dorigo, e cioè guardate che il validatore deve verificare se quel taglio lineare è corretto o no. Che cosa verifica? Se la motivazione è credibile o se c'è la motivazione. Io credo che dovrebbe verificare se c'è la motivazione e anche se è credibile. Tra l'altro mi permetto solo terminologicamente, il validatore è il RUP, perché è colui il quale adotta il provvedimento di validazione. Io credo che l'intenzione della regione, chi deve fare quei controlli è il verificatore e quindi per i progetti superiori a 20 milioni l'organismo accreditato oppure per i progetti inferiori i soggetti che possono svolgere le attività di verificazione. Anche qua però chi conosce, insomma, e io indirettamente per carità, il procedimento di verificazione, alla fine della fiera sappiamo tutti che il verificatore chiede alla fine alla stazione appaltante e dice ma te sei d'accordo con questo? E se la stazione appaltante dice di sì, lui passa alla verificazione. Mi è capitato di leggere rapporti di verificazione in cui veniva sollevato il tema, guarda che tu hai fatto un taglio lineare sui prezzi, conseguentemente hai pure ribassato la manodopera, non mi pare che questo sia coerente con la tipologia di lavoro. Il RUP ha scritto, don't worry, sono problemi nostri, non ti preoccupare, andiamo avanti lo stesso. Che cosa fa il verificatore? Omette di verificare? Cioè dà un esito negativo alla verificazione? Allora lo dovremmo scrivere, perché se no è soltanto un trasferimento delle responsabilità, ma senza una conseguenza. Cioè se io devo verificare se il taglio lineare operato dal progettista è corretto o non è corretto, dovremmo anche scrivere nell'ipotesi in cui il taglio lineare non è giustificato, ma no, non ho trovato un simulacro di motivazione, non ho trovato una motivazione e se l'ho trovata è insufficiente, il procedimento di verificazione si dovrebbe interrompere e dire metti a posto il progetto e poi ne riparliamo. Perché il tema è ovviamente delicato. Quale ragione? Perché in realtà una volta che l'impresa resta aggiudicataria e una volta che firma il contratto, dire che i prezzi iniziali erano sbagliati dal punto di vista contrattuale vale molto poco. Tenete tra l'altro conto che sul piano giurisprudenziale, ad esempio, l'adeguamento dei prezzi per cause eccezionali tra l'aggiudicazione e la firma del contratto è stato consentito solo da un TAR Piemonte con la sentenza 180 del 2023. Il TAR Brescia ha detto no, no, guarda, tu sei rimasto aggiudicatario e non è che puoi ritirare l'offerta e nemmeno vai in rinegoziazione, ti fai il lavoro quelle condizioni. Se poi durante il contratto non ce la fai perché è eccessivamente oneroso, fai una risoluzione per eccessiva onerosità. Poi c'è il decreto aiuti e va bene così. E in questo contesto, cioè nella difficoltà oggettiva di trovare una dimensione corretta all'andamento della progettazione e poi della quantificazione delle opere,
vale fare una riflessione. Questo per dire, per ricondurmi sempre alla grande collaborazione, no? Quando io studiavo e leggevi un libro sull'appalto, gli autori scrivevano una cosa che credo sia fondamentale e vada sempre ricordata. In caso d'appalto pubblico non c'è un committente analogo a quello dell'appalto privato, perché nell'appalto privato uno vuole il massimo al minor prezzo e l'appalto pubblico è la migliore qualità al minor prezzo per quella qualità, non al minor prezzo in assoluto. Quindi se questo deve essere il principio che orienta le amministrazioni e le stazioni, scusate, le amministrazioni e quindi di rimbalzo le imprese, la fase di valutazione del progetto, dei prezzi prima e nel caso del Veneto, ma anche la Puglia ha la stessa previsione più o meno 20, e dell'applicazione del taglio lineare. Tra l'altro il prezzario prevede anche che il taglio possa riguardare solo singoli prezzi, purché abbiano una rilevanza all'interno dell'appalto, passa attraverso una responsabilizzazione dei progettisti senz'altro, ma in primo luogo delle stazioni appaltanti, perché dovrebbero avere il coraggio di dire: il progettista non posso fare ribassi perché non ci sono motivazioni e la stazione appaltante riduco l'opera. O nel mio piano triennale, il piano annuale, levo un lavoro, destino quei soldi a quella che è l'opera più immediatamente realizzabile. Tutto questo, visto che devo occupare un po' di tempo, no? E non conosco tante barzellette perché sarebbe anche più simpatico, eh, abbiamo sentito parlare della revisione prezzi. Allora, il vero problema della revisione prezzi è quello di come pagarla, no? Perché noi sappiamo tutti che il nuovo codice ha previsto due istituti, l'articolo 60, la revisione prezzi in corso d'opera, e l'articolo 120,8, la rinegoziazione del contratto. In qualche chiacchierata che abbiamo fatto con le varie organizzazioni territoriali dell'ANCE e quindi con le imprese aderenti a quella organizzazione territoriale, parlando dell'articolo 60 e dell'articolo 120, io ho sostenuto che a mio parere non erano due istituti alternativi, revisione prezzi e rinegoziazione, ma due istituti, come posso dire, cumulativi, e cioè se la revisione prezzi in base a quel meccanismo non idonea a soddisfare l'appaltatore, poiché la mancata soddisfazione, visto che c'è l'alea del 5, ma il presidente Schiavo si è dimenticato, c'è l'alea del 5, ma c'è pure il pagamento dell'80% al netto dell'alea del 5, se il contratto resta comunque eccessivamente oneroso, secondo me entrava in gioco la rinegoziazione, perché la rinegoziazione è prevista dal comma 8 dell'articolo 120 che fermi semplicemente: guarda che se c'è uno squilibrio economico del contratto, si dà impulso alla rinegoziazione se è prevista da clausole contrattuali o dalle clausole inserite nel bando. Se nel bando non c'è e quindi non c'è nel contratto, l'impresa la può comunque chiedere. Allora l'interpretazione che mi veniva, vado in via di sintesi, se la revisione prezzi, che invece è obbligatoria perché va inserita nel bando di gara e poi nel contratto, il riferimento all'articolo 60 non soddisfa l'obiettivo del riequilibrio del contratto, automaticamente vado in rinegoziazione, perché quello è un istituto eccentrico rispetto alle previsioni contrattuali, tenendo conto che l'ANAC sull'articolo 29 del DL 4 del 2022 convertito con la legge 25, che ha previsto l'obbligatorietà prima del nuovo codice della revisione prezzi, ha chiarito che se non è inserita nel bando si inserisce comunque nel contratto perché il bando è etero integrato dalle norme di legge. Significa che se un'amministrazione non inserisce riferimento all'articolo 60 nel bando, in corso d'opera può essere comunque chiesta la revisione prezzi. Se la revisione prezzi, in queste chiacchierate, ripeto, non è soddisfattiva, possono avere come soccorso, come caduta,
come paracadute la rinegoziazione? Personalmente ritenevo di sì. E ho avuto una soddisfazione a metà, perché io sostenevo, per arrivare a sto ragionamento, che se la revisione prezzi non è soddisfacente, automaticamente c'è il rimedio civilistico della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità, lo prevede una norma del codice 1457, ma siccome il codice degli appalti pubblici prevede la rinegoziazione, supplisco all'eccessiva onerosità attraverso la rinegoziazione. Ho avuto una soddisfazione parziale semmai sarà approvato così, dal correttivo del nuovo codice, perché il correttivo del nuovo codice introduce un allegato 2 bis che prevede espressamente, guarda che se la revisione prezzi è insufficiente a garantire il riequilibrio del contratto, io mi aspettavo, usa la rinegoziazione e invece usa la risoluzione del contratto, che significherebbe che l'articolo 120,8 è come se non ci fosse. Allora, 120,8 non è che se l'ha inventato il legislatore, viene da una relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, che con una relazione 56 del 2020 ha detto in periodo Covid, guardate che se i contratti sono squilibrati, il principio pacta sunt servanda non vale più e non devi andare a risolvere il contratto per eccessiva onerosità, che è una norma recessiva, rispetto a che cosa? Al principio della buona fede. E siccome la buona fede è immanente in tutti i contratti, se un contratto è squilibrato per fatti eccentrici rispetto alle parti, prima di andare in risoluzione vai in rinegoziazione, che è quello che è stato scritto nell'articolo 120,8, che a mio parere con questa previsione dell'allegato 2 bis al correttivo, cioè l'allegato 2 bis che viene introdotto al codice degli appalti attraverso il correttivo, viene un po' penalizzata, viene un po' depotenziata, perché se viene detto a un RUP, guarda che se la revisione prezzi non è soddisfattiva, andate in risoluzione, credo che abbia difficoltà ad affermare no, ma io vado in rinegoziazione, che la norma gli detta un comportamento diverso da cui discostarsi può diventare per lui un problema. Quindi credo che se c'è spazio per discutere su queste cose dovrebbe essere un elemento da valutare. Sempre in tema di revisione, prezzi, l'allegato mi pare 2.7, mi pare l'articolo 5, scusate vado un po' a memoria perché io teoricamente non avrei dovuto parlare di questo. L'articolo 5 dell'allegato 2.7 declina il contenuto del quadro economico della singola opera e prevede anche che il quadro economico debba contemplare le risorse da destinare alla revisione prezzi, i quali secondo l'allegato 2 bis di prossima introduzione diventano direttamente preordinate a pagare la revisione prezzi, mentre il 50% dei ribassi d'asta, delle somme a disposizione dei ribassi d'asta diventano l'eventuale implementazione di quello che nel quadro economico è inserito ma potrebbe non consentire di... Allora ho sentito, ma se poi le amministrazioni che ci mettono dentro questo quadro economico? Anche qua, e non me ne vogliano i progettisti, il nuovo codice, o meglio, la modifica dell'articolo 60 così come prevista, dà ai progettisti un altro compito, cioè di andare a individuare un indice sintetico di revisione prezzi che dovrebbero fare loro, prendendo tutto l'andamento del mercato, andarlo a parametrare agli anni o ai tempi di durata dell'appalto, l'indice sintetico diventa la clausola automatica di revisione prezzi. Quindi se il progettista individua un indice sintetico 7%, 8%, quell'indice sintetico diventa il parametro di riferimento. E allora significa che lo stesso progettista nelle somme a disposizione inserisce quello che secondo lui è l'andamento della revisione prezzi, ovviamente al netto dell'ale del 5 e tenendo conto che quello che è pagabile è l'80%. Io faccio una brevissima riflessione su quello che ho detto ora, no? La risoluzione, se la revisione prezzi non aiuta, il modo di formalizzazione. Ecco, io non capisco delle volte le ragioni per le quali
il legislatore degli appalti pubblici, sarà perché qui il legislatore è costituito tutto da magistrati amministrativi, quindi che conoscono bene il codice civile, che non si sono adeguati al codice civile. Voi sapete che per gli appalti privati esiste una norma, il 1664, che prevede che al netto di scostamenti del 10% all'appaltatore gli viene pagata tutta la revisione prezzi quando cause di forza maggiore determinano incrementi dei costi dei prodotti o della manodopera. Forse era più semplice, no? Non era così complicato. E perché dico questo? Perché nell'appalto privato la dottrina ha sempre detto, e anche la giurisprudenza, nei contratti ordinari, se un contratto diventa eccessivamente oneroso, la parte che subisce l'eccessiva onerosità può risolverlo, come avevo raccontato prima, ai sensi dell'articolo 1457. Non è più tenuta all'adempimento, cioè il principio pacta sunt servanda non vale più. Ma nell'appalto, quindi nell'appalto privato, il 1457 non è applicabile, che c'è la revisione prezzi prevista dall'articolo 1664, che è una norma sostitutiva della facoltà di risoluzione del contratto preordinata a garantire la conservazione di quella specifica tipologia di contratti, proprio perché le loro caratteristiche sono tali per cui è meglio evitare la risoluzione. Il codice degli appalti pubblici, in un campo in cui si viene nella tradizione, chi è, insomma, chi ha la mia età se lo ricorda, esisteva la revisione legale dei prezzi, che era tutto sommato, lasciamo stare poi che è diventato uno strumento inutilizzabile perché ovviamente quando si eccede in ogni cosa poi viene eliminata, è uno strumento banale. Commissioni provinciali individuano l'incremento dei costi su base provinciale ogni 6 mesi viene fatto un conto e all'appaltatore viene riconosciuto quello al netto di un'alea che è il 5%. Ovviamente perché è stata eliminata la norma? Di fatto è stata eliminata perché siccome l'andamento della revisione prezzi era collegato all'andamento dei lavori e siccome era previsto un programma per l'andamento della revisione prezzi che non era mai uguale all'andamento dell'esecuzione dei lavori perché prevedeva l'esecuzione delle prestazioni tutte verso la fine per incrementare chiaramente la revisione prezzi e quindi poi è stato eliminato l'istituto, ma era un istituto ontologicamente corretto, e cioè, siccome io sono lo Stato, quello che ho detto prima, lo Stato, il prezzo amministrativo, e non voglio il prezzo più basso per la prestazione migliore, ma voglio il prezzo più corretto per la prestazione migliore, ti riconosco l'adeguamento dei prezzi, così come in fondo è nei servizi. Ecco, il nuovo codice, scusate, la revisione del codice prevede in realtà che se la revisione prezzi non soddisfa, si va alla risoluzione del contratto, quindi anche contro o in difformità a quello che è previsto per gli appalti privati. E ripeto, mentre senza l'allegato 2 bis che verrà introdotto, se verrà introdotto in questa forma, c'era un margine di trattativa con le stazioni appaltanti o un margine di manovra se la parliamo dall'altra parte dei RUP. Perché i RUP avevano la revisione prezzi e ci avevano addirittura con l'articolo, ripeto, 120,8 un obbligo, cioè guarda che se l'appaltatore ti chiede la rinegoziazione e verifichi che ci sono le condizioni per, tu devi andare in rinegoziazione. Oggi quella norma come la applica? Considerato che un'altra norma gli dice se la revisione prezzi non è satisfattiva, vai in risoluzione. Io credo che RUP ci abbia difficoltà a dire devo andare in risoluzione, ma mi metto seduto e ti do, se la revisione prezzi diceva 100 euro, te ne do 130. Quindi sarebbe bene che fosse chiarito. Io avrei detto se la revisione prezzi non è soddisfacente, vai in rinegoziazione. Se poi la rinegoziazione non porta a un risultato, allora vai in risoluzione, altrimenti è in istituto la rinegoziazione che sta pure inserito nell'articolo 9, che ha stabilito il principio dell'equilibrio del contratto economico che deve esserci sempre per tutta la durata dell'appalto, ma poi è svuotato di significato. Per concludere, sostanzialmente,
l'obbligo di applicazione dei prezzari è evidente. Ritengo che se il prezzario è approvato, e lo ritengo io ovviamente, entro il 31/12 dal 1° gennaio vada applicato per tutti i progetti. L'ultrattività e quindi l'applicazione dei prezzari dell'anno precedente per i progetti approvati entro il 30 giugno, a mio parere vale solo nell'ipotesi in cui il prezzario non sia approvato, circostanza che non dovrebbe accadere se è vero che le rilevazioni devono essere ultimate entro il 31 d'ottobre. Nell'ipotesi in cui il progettista introduca delle variazioni o introduca dei prezzi diversi assistiti da analisi, lo deve motivare. La motivazione non è un simulacro di motivazione, ma è collegato all'andamento del mercato e all'effettiva incidenza di quei prezzi sullo specifico appalto. La mancanza di motivazione è motivo di illegittimità e impugnazione di fronte al giudice amministrativo. Qualcuno mi pare che abbia chiesto nelle note che mi avete mandato, ma che succede se viene impugnato un progetto? In realtà viene impugnato un bando nel quale evidentemente viene sollevata la questione della non remuneratività dei prezzi. Se dovesse essere accolto, chiaramente viene caducato il bando e c'è la ripetizione della gara. Ma la caducazione può essere, come posso dire, adottata per una duplice ragione: la carenza di motivazione e la mancanza di motivazione. Questo determina che l'amministrazione può sempre chiedere al progettista, sulla base dei prezzi che mi hai fatto, motivalo meglio o rimotivalo, e quindi rindire una gara nello stesso modo. Ecco, io concludo anche perché mi pare che il Presidente, tra l'altro, mi chiede. Il signor Matteo Candidi. Sì, buonasera, mi sentite? Buongiorno, buonasera. Buonasera, salve a tutti, mi presento, sono Matteo Candidi, sono un collaboratore dell'Avvocato Ottavi, che è direttore appunto della Direzione Legislazione e Opere Pubbliche dell'ANCE, e oggi ho l'onore e l'onere, diciamo così, di sostituirla perché, ahimè, come vi ha già rappresentato il Presidente Schiavo, sono ore decisive, ore molto importanti perché siamo impegnati su due fronti estremamente rilevanti per quanto riguarda il nostro mondo, il mondo delle imprese, e mi riferisco in particolare a tutta la partita che si sta giocando sul DL, sul disegno di legge di bilancio per quanto riguarda la proroga del DL aiuti, e sull'altro binario, come già hanno accennato gli altri relatori che mi hanno preceduto, sulla partita del nuovo decreto correttivo al codice dei contratti. E sono due partite importantissime, e proprio per questo oggi l'Avvocato Ottavi è stata impegnata sia in un incontro con la dottoressa Griglio, capo dell'ufficio legislativo del MIT, sia poi siamo stati auditi alla Camera sul decreto correttivo, audizione che ha fatto seguito a quella già avvenuta ieri al Senato, giusto per farvi capire qual è l'importanza delle ore, diciamo, che stiamo vivendo su questi due importantissimi provvedimenti. E oggi, addirittura a seguito poi delle audizioni, c'erano gli incontri con i relatori in cui ANCE andava ad evidenziare sia gli aspetti positivi sia gli aspetti negativi che in particolar modo il decreto correttivo dovrebbe introdurre rispetto al codice dei contratti. Io inizierei dal primo tema, che è quello della proroga del DL aiuti, che è una questione che è estremamente rilevante e di cui vi ha già parlato il Presidente Schiavo. Io vorrei soltanto dare delle informazioni a corredo e agli aggiornamenti che il Presidente vi ha già dato, e in particolare su qual è lo stato dei lavori, nel senso che ANCE ha già svolto sul DL bilancio, sul disegno di legge di bilancio, un'audizione all'inizio del mese di settembre. Abbiamo interloquito con tutte le forze politiche
e in particolar modo, come è naturale che sia, con le forze politiche di maggioranza, e soprattutto abbiamo interloquito con il Ministero delle Infrastrutture, che è sicuramente il soggetto che è più deputato a affrontare le tematiche del nostro settore. E da questo punto di vista ci sono delle notizie positive, perché tra gli emendamenti, una premessa: nel disegno di legge di bilancio inizialmente in discussione in Parlamento non c'era prevista una norma e una proroga del DL aiuti per il 2025. Naturalmente, come associazione abbiamo evidenziato al governo l'impossibilità di, in mancanza della proroga, di poter realizzare i lavori che sono stati appaltati con prezzari e prezzi a base di gara che sono del tutto disallineati rispetto agli attuali scenari del mercato, e quindi è stato al momento segnalato come emendamento direttamente sottoscritto dal Presidente della Lega con l'appoggio del Ministero delle Infrastrutture, un emendamento che interviene sul DL aiuti, ne dà la proroga per il 2025, ma soprattutto interviene anche su altri aspetti che avevano creato nello sviluppo di quella che è stata la cronistoria dell'applicazione del DL aiuti alcuni problemi interpretativi, e su alcuni aspetti dovrebbe dare, se viene confermato questo emendamento e quindi se verrà approvato, ma vi ripeto è tra i super segnalati, quindi è questo sicuramente un primo passaggio importante, e che comunque informazioni molto più precise le dovremo avere in settimana, perché attualmente il DL bilancio è in discussione in commissione alla Camera, e la commissione in questa settimana provvederà a votare gli emendamenti, e questo emendamento dovrebbe chiarire alcuni principi che come ANCE sono stati principi di fondamentale importanza. Mi riferisco appunto al ribadire l'importanza e la fermezza dei prezzi contrattuali, perché in molte circostanze abbiamo riscontrato delle applicazioni del DL aiuti che, ricordo a tutti, è stata una misura straordinaria che il governo ha dovuto adottare in virtù dell'aumento eccezionale dei prezzi dei principali materiali da costruzione che si è venuto a verificare dal 2020 in poi, e che era una misura appunto di supporto alle imprese e che prevedeva una forma di ristoro nell'ipotesi in cui dall'applicazione di quelli che fossero i prezzari regionali e giornali derivassero maggiori importi. In molte circostanze abbiamo verificato che alcune amministrazioni stanno applicando questa misura anche in diminuzione in fase di contabilizzazione dei SAL. Ecco qui che un primo principio fondamentale che dovrebbe essere ribadito dall'emendamento attualmente all'esame della Commissione della Camera è che non si può andare al di sotto dei prezzi contrattuali, cioè che significa che se a base di gara l'amministrazione ha posto un determinato prezzario da cui deriva un determinato prezzo, se l'applicazione del DL aiuti comporta dei maggiori importi, di quei maggiori importi riconoscerò il 90 o l'80% a secondo di quando è stato adottato, è stata bandita la gara, ma in ogni caso non posso procedere ad una contabilizzazione in diminuzione rispetto ai prezzi contrattuali. È questo per noi un principio di fondamentale importanza che riteniamo dedursi direttamente dalla lettura della norma, ma che in molte circostanze l'applicazione pratica ci ha dimostrato non essere così per tutte le amministrazioni. Altro intervento e altro modifica che dovrebbe intervenire sul DL aiuti è la precisazione che l'amministrazione, per coprire gli eventuali maggiori importi che derivano dall'applicazione del DL aiuti, può andare anche oltre il limite del 50% delle somme a disposizione per gli imprevisti, perché appunto come sicuramente saprete, l'amministrazione, per coprire quelli che sono i maggiori importi derivanti
dall'applicazione del DL aiuti, aveva a disposizione una serie di cassetti e tra queste le somme a disposizione per imprevisti, che però erano limitate al 50%. Con questa modifica vi sarà la possibilità di andare oltre il 50% e inoltre vi sarà la possibilità di recuperare le somme anche da rimodulazione degli interventi del quadro economico e nonché dagli interventi della programmazione triennale o dell'elenco annuale. Quindi si aumentano le chance per l'amministrazione di rintracciare i denari necessari a coprire il DL, gli eventuali maggiori importi derivanti dal DL aiuti. Inoltre, è un'altra precisazione su cui ANCE ha battagliato, è quella preclusione che era prevista nel DL aiuti, che non consentiva di accedere al DL aiuti se vi fosse stato accesso da parte dell'amministrazione al cosiddetto fondo per le opere indifferibili, che era un fondo destinato ad aggiornare quelli che erano gli importi a base di gara, ma che non aveva nessun senso che poi per le annualità successive non consentisse alle stazioni appaltanti a loro volta e quindi agli imprenditori di conseguenza di accedere alla revisione dei prezzi ex DL aiuti. Quindi da questo punto di vista stiamo come ANCE, è una battaglia per noi fondamentale e stiamo appunto in procinto di vedere come andrà a finire e se questi importanti risultati verranno confermati. Il secondo appunto tema dell'intervento, e quindi vengo a quello che è la materia dell'incontro di oggi, è il tema della revisione prezzi. E anche da questo punto di vista chi mi ha preceduto ha già anticipato alcune novità che sembrerebbero caratterizzare il nuovo decreto correttivo che il governo si accinge a varare. Da questo punto di vista ritengo opportuno fare una breve cronistoria di quello che sta succedendo per riuscire a contestualizzare gli eventi che si stanno verificando in queste ore. Come sapete, lo schema di decreto correttivo è stato portato in approvazione preliminare al Consiglio dei Ministri il 21 ottobre scorso. È stato poi trasmesso al Parlamento e il Parlamento dovrà rendere un parere delle commissioni parlamentari in particolar modo entro il prossimo 11 dicembre. Quindi come capirete bene che sono in pieno fermento i lavori parlamentari e rispetto logicamente a quelli che sono alcune tematiche, alcune criticità che abbiamo riscontrato, sono in corso delle continue, diciamo così, interlocuzioni con le varie istituzioni. Però l'importante è sottolineare, per quanto riguarda la revisione prezzi, un primo aspetto positivo che sembrerebbe essere confermato dallo schema di decreto correttivo, nel senso che ad oggi allora noi siamo, per capire, per comprendere bene come siamo arrivati al sistema della revisione prezzi nel codice 36, è importante comprendere da dove siamo partiti, cioè da tutti quegli aumenti eccezionali che si sono verificati dal 2020 in poi e che hanno dimostrato sostanzialmente la totale inefficienza e inutilità di quelli che erano gli strumenti legislativi che sotto il codice 50 erano previsti per gestire tutta la fase contrattuale. Avevamo di fatto abbandonato quello che era l'istituto della revisione prezzi in sé nel 94 e dal 94 in poi fino al codice 36 di fatto il legislatore ha ritenuto che tutt'al più fosse riconoscibile alle imprese con diverse formulazioni e diverse, diciamo così, schemi di gioco, tutt'al più l'istituto delle compensazioni. Perché faccio questo distinguo? Perché questo è importante per comprendere il passaggio epocale che sia avvenuto tra il codice 50 e il codice 36. Perché l'istituto delle compensazioni, che era quello che per esempio caratterizzava il codice dell'ISE, quello del 2006, che è stato in precedenza citato, si basava su due riconoscimenti ex post e che di fatto riconosceva all'impresa delle maggiorazioni semplicemente rispetto a determinati materiali che venivano ricompresi all'interno di alcuni decreti ministeriali. Diversamente invece con la revisione prezzi abbiamo una attualizzazione ex ante, cioè al momento stesso della contabilizzazione dei lavori e non successivamente, che avviene in maniera automatica rispetto a quello che è il prezzo. Quindi è un passaggio molto importante perché
E ecco qui che abbiamo un sistema che si avvicina molto a quelle che sono le esperienze internazionali e su cui ANCE molto si è battuta, proprio consapevole di quelli che erano stati i disastri e le conseguenze che erano derivati da una legislazione che non è inadatta sul punto. Siamo riusciti ad arrivare a quello che è un sistema di revisione prezzi e adesso con l'allegato 2.2 bis che dovrebbe introdurre lo schema di correttivo dovremmo riuscire a dare attuazione a questa nuova revisione dei prezzi. Per quanto riguarda, vado molto velocemente perché il tempo a mia disposizione è estremamente è ridotto, quindi mi limito a evidenziare quelli che possono essere alcuni passaggi positivi ed altri meno su cui ANCE sta cercando di intervenire. Sicuramente è positivo il fatto che all'interno dello schema dell'allegato 2.2 bis è confluito in larga parte tutto quello che era il lavoro che l'ANCE ha svolto negli ultimi 2 anni nel tavolo di lavoro che si era proprio appositamente costituito al MIT sotto la supervisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e rispetto al quale ANCE aveva coordinato quello che era il tavolo per quanto riguarda, diciamo così, la definizione della disciplina della revisione prezzi nel mondo dei lavori, e su questo aspetto ci sono sicuramente diciamo così, delle modifiche positive, perché proprio grazie a quel lavoro che è stato svolto si è passati dal definire 2 o 3 tipologie omogenee di lavorazione che erano i vecchi indici a cui era aduso l'Istat. Siamo passati a delle tipologie omogenee di lavorazioni che, come ha ricordato il presidente Schiavo, dovrebbero essere tra le 20 e le 21. Sicuramente è un meccanismo di cui viene confermata l'automaticità, aspetto questo affatto scontato perché molte stazioni appaltanti avevano, diciamo così, espresso, come è naturale che fosse, una preferenza per un sistema di stanza di parte, invece lo schema, il decreto correttivo sembra confermare assolutamente l'autorità del meccanismo. Soprattutto poi alcuni aspetti positivi prevede il sistema di revisione prezzi sia per le nuove costruzioni sia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, che potrebbe essere un discorso più che logico e scontato, ma non è stato così perché come ANCE abbiamo dovuto evidenziare la necessità di far inserire le manutenzioni straordinarie all'interno di quel pacchetto di lavori a cui dovesse applicarsi la revisione prezzi. Inoltre abbiamo evidenziato l'opportunità di creare comunque un sistema di, diciamo così, di salvaguardia nel momento in cui le somme a disposizione della stazione appaltante non fossero sufficienti. Da questo punto di vista è bene ricordare che il nuovo sistema di revisione prezzi concede alle stazioni appaltanti diversi cassetti a cui accedere nel momento in cui bisogna coprire i maggiori oneri. Da questo senso ci sono sicuramente gli accantonamenti del quadro economico, ma poi c'è la possibilità per l'amministrazione di utilizzare quelle che sono le somme a disposizione per gli imprevisti, le somme a disposizione derivanti dai ribassi d'asta, le somme disponibili da ulteriori interventi. Siamo ulteriormente intervenuti su questo aspetto introducendo anche qui una clausola salvaguardia che decide che spingesse l'amministrazione ad attivarsi nel momento in cui le somme a disposizione fossero impegnate o utilizzate in una percentuale pari o superiore all'80% di quelle complessivamente disponibili. Questo per portare il più possibile a regime quello che è un sistema di revisioni prezzi che consenta così già in fase di contabilizzazione quella che è l'aggiornamento dei prezzi, l'aggiornamento, diciamo così, del SAL stesso. E da questo punto di vista, dopodiché sicuramente mi taccio e esprimo quello che è una diretta interconnessione tra quello che è il tema dei prezzari e il tema della revisione prezzi. Perché se il codice 36 ha introdotto tra i principi fondamentali del codice il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, da cui poi è scaturita proprio la revisione prezzi come istituto obbligatorio in fase esecutiva e come è intervenuto e come in applicazione del quale è stata prevista la possibilità di adottare le varianti in diminuzione, le varianti per rinegoziazione,
Al tempo stesso questo principio diventa funzionale al principio del risultato, che rientra tra i 3 super principi del codice, se i prezzi a base di gara sono allineati a quelli che sono i prezzi correnti sul mercato, cioè affinché sia funzionale al risultato e quindi alla corretta esecuzione delle opere, il principio di conservazione e quindi la revisione prezzi, è necessario che i prezzi a base di gara siano prezzi congrui, poiché altrimenti tutto il sistema, ecco qui, che non ci permette di arrivare ad una esecuzione a regola d'arte delle opere. E da questo punto di vista, come ANCE, riteniamo altro passaggio fondamentale che dovrebbe essere contenuto all'interno dello schema di decreto correttivo è quella precisazione che nell'allegato 1.3, laddove si individuano dei termini per la stazione appaltante entro cui devono essere concluse le gare, accanto a quel termine si prevede un ulteriore termine di 3 mesi entro cui la stazione appaltante deve pubblicare i bandi di gara una volta approvato il progetto. Quindi questo cosa significa? Che ci deve essere un lasso temporale al massimo di 3 mesi tra quando il progetto viene approvato e quando la gara viene bandita, sia pubblicato il bando sia inviato la lettera di invito. Ed è questo per noi fondamentale per mantenere un diretto allineamento tra il codice e tra gli importi a base di gara e il mercato. Infine, soltanto alcune considerazioni sugli aspetti negativi su cui stiamo cercando di intervenire. Il primo aspetto, come ha ricordato il Presidente Schiavo, è il fatto che lo schema di decreto correttivo è intenzionato a precisare che la misura dell'80% entro cui verrà riconosciuto l'importo revisionale e verrà calcolato al netto del 5% che è l'area iniziale, quindi sostanzialmente applicando un'ulteriore area, che il momento di riferimento della revisione prezzi sarà il momento del provvedimento di aggiudicazione, quindi è da quel mese che scatta la revisione prezzi e infine c'è un'applicazione, la previsione dell'inserimento obbligatorio di una clausola di revisione prezzi analoga a quella dell'appaltatore anche per il subappaltatore e il subfornitore. Da questo punto di vista sono 3 aspetti che, ahimè, rischiano di sterilizzare di fatto quello che è la portata di questo istituto, che per noi è fondamentale, su cui abbiamo come associazione ci siamo battuti enormemente per reintrodurlo e su cui appunto l'ANCE sta chiedendo al legislatore un intervento correttivo o quantomeno al legislatore, al Parlamento, adesso in commissione, nelle varie commissioni che stanno esprimendo i pareri, perché riteniamo fondamentale chiarire o che la misura dell'80% dell'eccedenza dell'80% vada calcolata includendo anche il 5% di area iniziale, oppure si devono abbassare quelle che sono la soglia del 5 deve essere portata a 2 e la soglia dell'80 come misura dell'importo revisionale deve essere portata al 90%. Altro dato per noi fondamentale è che per garantire quella che è una effettiva valenza dell'istituto della revisione prezzi, in linea con quelle che sono tutte le esperienze internazionali che ci sono a riguardo, è quello di fissare il momento a partire dal quale opera l'istituto della revisione, il momento della revisione, il momento in cui vi è il termine per la presentazione delle offerte e non il provvedimento di aggiudicazione, perché molto spesso tra il provvedimento di aggiudicazione e il termine della presentazione dell'offerta rischia di passare un notevole lasso di tempo e questo non garantisce il permanere di quell'equilibrio del contratto che era stato fissato nel momento in cui è stata presentata l'offerta da parte dei singoli operatori. Infine, è altro tema estremamente importante, assolutamente il principio, le clausole di revisione prezzi devono essere previste anche a favore di subappaltatori o subfornitori, ma queste non possono essere previste in analogia o nel rispetto di quelle che è la clausola a monte prevista per l'appaltatore, prima di tutto perché si tratta di rapporti di natura privatistica e secondo poi perché le subforniture o i subappalti possono avere ad oggetto delle specifiche lavorazioni che non trovano riscontro all'interno di quelle che sono le tipologie omogenee di lavorazioni su cui si basa
il sistema di revisione prezzi e che a sua volta il progettista dovrà indicare nel momento in cui redige il progetto. Naturalmente è importante sottolineare che non sarà il progettista direttamente a individuare quello che è la variazione in aumento o diminuzione di quel singolo di quel toll, ma sarà poi l'Istat che dovrà, su questo stiamo interloquendo anche con l'Istat, che dovrà a sua volta individuare quelle che sono le modalità di calcolo delle variazioni e pubblicare, speriamo mensilmente, queste variazioni in maniera tale che nel momento in cui verrà applicata o si dovrà adottare quello che è il singolo SAL relativo alle lavorazioni eseguite in quell'arco temporale, si potrà direttamente fare uso, l'amministrazione potrà direttamente fare uso di quel determinato indice pubblicato dall'Istat che prevede quelli che sono gli aggiornamenti in aumento e diminuzione. Anche questa sottolineatura doverosa in conclusione di intervento, perché l'Istituto della Revisione Prezzi, diversamente da quella che è la narrativa che ascoltiamo molto spesso, non è un istituto che va ad esclusivo favore di una delle parti contrattuali, ma è un istituto che è volto proprio a garantire l'equilibrio contrattuale e quindi la revisione prezzi, come dimostra ad esempio quello che sta avvenendo nell'ultimo anno, è un istituto che opera in aumento e diminuzione, quindi entrambe le parti si trovano ad essere maggiormente tutelate nel momento in cui questo istituto dovesse essere efficace in fase di esecuzione del contratto. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor Candidi. Buon lavoro e grazie del vostro lavoro di rappresentanza giornaliero. Allora, signori, volevo sapere se ci sono domande da fare. L'attività per oggi formativa è conclusa e quindi le domande specifiche verranno gestite privatamente, vi risponderemo direttamente. Quindi, se ci sono domande dirette, io dico che i lavori sono chiusi e conclusi. Grazie a tutti e buon ritorno.